Siamo prontissimi per la nuova puntata di Penalty. Rimanete con Gold 78, 30 secondi di pubblicità e poi subito in sigla. Sportivi siciliani, ben trovati con la nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Noi parliamo solo ed esclusivamente di calcio dilettantistico, dal campionato di Serie D sino al campionato di prima categoria, anche se questa domenica la prima categoria ha riposato e ritornerà in campo domenica prossima. In Serie D sicuramente riflettori puntati sul big match importantissimo tra Licata e Palermo. Diamo dunque inizio alla nostra puntata subito proprio con la Serie D. Si è giocata la 25esima giornata, ovvero l'8ª giornata di ritorno. Guardiamo subito i risultati. Cittanovese Giuliano 1-1, Corigliano batte Palmese 4-1, Marina di Ragusa batte Città di Aciriale 1-0, il Troina vince a Marsala 1-0, Roccella batte ACR Messina 3-1, Castrovillari batte San Tommaso 2-1, FC Messina batte Savoia 1-0, Licata batte Palermo 2-0. Come avete potuto vedere, sia il Palermo che il Savoia perdono, pertanto la classifica rimane immutata rispetto a 7 giorni fa. Palermo in testa con 60 punti, 53 per il Savoia, 45 FC Messina, 44 Giuliano, 43 Troina, 42 Città di Aciriale, 41 Licata, 36 Nola, 35 Biancavilla, 33 punti per ACR Messina e Cittanovese, 32 Castrovillari, 27 Marina di Ragusa, 25 Corigliano, 23 Marsala, 22 Roccella, 20 per il San Tommaso. Chiude la classifica all'ultimo posto con 11 punti la Palmese. Diamo sguardo anche al tabellino di domenica prossima, questi gli incontri: ACR Messina Licata, Castrovillari Roccella, Città di Aciriale FC Messina, Giuliano Biancavilla, Palermo Nola, Palmese Marsala, San Tommaso Marina di Ragusa, Savoia Corigliano, Troina Cittanovese.
Ed iniziamo subito con le immagini, partiamo dal Marina di Ragusa che vince in casa 1-0 con il Città di Aciriale. 25esimo turno e campione di Serie D per il girone I allo stadio Aldo Campo in Selvaggio di Ragusa. Il Marina ospitava un Acireale reduce da una vittoria senza soluzioni di continuità nell'ultimo turno allo stadio Aci Galatea per 3-2 contro il Roccella. Sconfitta di misura per gli uomini di Salvatore Utro al Silvio Proto di Troina. Inizia la sfida con la prima occasione di marca rossoblu, la touche infatti di Di Bari per Bardè che fa da sponda, la palla orbita sui piedi di Veraghi che pericolosamente calcia verso la porta di Pitarresi. Inizio veemente del Marina, qui Veraghi per Diop, si gira, Modou Diop porta in vantaggio il Marina, si palesa la legge del calcio, l'ex di giornata ha segnato portando in vantaggio i rossoblu al 22esimo, cambia il parziale allo stadio Aldo Campo, non esulta portando rispetto ai suoi vecchi colori granata. All'altro dalla mezz'ora la formazione mister Pagana ci prova con Guattara che manda sulla corsia Alessandro Arena, posizione defilata fa solo il solletico a Pellegrino. 2 minuti più tardi un altro ex di giornata, Mauceri, che corre veloce sul binario mancino, serve Guattara, si gira, Guattara in un fazzoletto ma vola Pellegrino a salvare la propria porta. Minuto 39, ora è una partita piacevole allo stadio Aldo Campo, infatti l'angolo battuto a Nicolas Rizzo trova la testa di Sicignano alto sulla trasversale, il suo tentativo un minuto più tardi e va a mandare sulla corsia Chamberlain mette dentro per Alessandro Arena che grazie alla squadra che l'ha consacrato tra i grandi. C'è da segnalare anche la posizione di offside del calciatore di proprietà del Calcio Catania. Questa l'ultima emozione del primo tempo, squadre che guadagnano gli spogliatoi sul parziale di 1-0. La rete al minuto 22 di Modou Diop regala sin qui i 3 punti alla formazione di mister Salvatore Utro. Passiamo allora con le nostre immagini a cura di Andrea Martorana e Mirko Giacopello al film della ripresa che si apre con la punizione a foglia morta di Nicolas Rizzo, percorre un brivido lungo la schiena di Pellegrino, si spegne però sul fondo il suo tentativo all'ora di gioco, azione personale di Arena che salta 2 avversari, penetra in area Arena ma si perde sul più bello mandando alle stelle col mancino. Ancora Arena 2 minuti più tardi manda in profondità questa volta Chicco De Felice, se lo perde la retroguardia rossoblu. De Felice allora può penetrare in area di rigore, svirgola però col mancino, prova allora ad accendersi ancora una volta per i granata la stella di Alessandro Arena che vuole dare un dispiacere al suo ex allenatore, mette dentro il pallone Chicco De Felice, fallisce un rigore in movimento. Al minuto 74 iniziano i cambi, 2 minuti più tardi entra Reducci, fuori il man of the match Modou Diop. Minuto 77, palla di Otvale per Arena che semina il panico, Arena entra in area, Arena con la punta, Pellegrino resta lì il pallone, batti e ribatti, si salva il Marina di Ragusa che riesce a sgomberare l'area di rigore, lamenta però questo possibile atterramento ai danni di Arena e poi il tocco di mano di Sidibe sul tentativo da parte di Chicco De Felice. Si salva il Marina di Ragusa in questa occasione, lascia proseguire il direttore di gara. Minuto 78, palla in profondità di Veraghi per Reducci che si presenta a tu per tu con Pitarresi, uscita pulita del numero 1 Granata. Un minuto più tardi lo stesso Veraghi prova a fare tutto da solo, Sibila vicino all'incrocio dei pali, il suo destro. Minuto 85, staffetta in mediana dentro Mauro, fuori Calivà. Gioca col cronometro la mister Salvatore Utro che nel finale manderà in campo anche il giovane classe 2002 Rosario Cervillere, luogo di Daniele Di Bari. Termina così allo stadio Aldo Campo il Marina di Ragusa sorprende ancora, supera di misura l'Acireale grazie alla rete al minuto 22 di Modou Diop e si allontana dalle zone calde della classifica. Un applauso meritato a questo gruppo che sta continuando a mietere vittime illustri nel girone I di Serie D. Un saluto allora amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima. E adesso ci guardiamo le interviste realizzate a fine gara dalla nostra inviata Lucia Nativo. Con il nostro grande rossoblu Modou Diop, il marcatore, quello che ha realizzato il gol al 22esimo del primo tempo. Allora complimenti Modou. Allora non ti voglio chiedere come è venuta l'azione, ma soprattutto la sensazione e l'emozione che hai provato. Sì, l'emozione è stata grandissima perché segnare qua in casa e soprattutto la vittoria che abbiamo fatto con una squadra importante come Acireale veramente è stata un'emozione grande veramente, ma soprattutto per la vittoria sono contento che ci serviva come il pane questi 3 punti per l'obiettivo finale che è la salvezza. Il risultato è rimasto invariato fino alla fine della partita, quindi un commento anche sulla prestazione dei tuoi compagni. Vabbè, sai, quando vinci così con una squadra così importante come il Cereale è normale che tutta la squadra, anche quelli che sono subentrati, hanno fatto una grande partita. Veramente devo fare complimenti da tutti veramente, abbiamo fatto veramente una grande partita.
La Cireale ha dimostrato tutto il suo spessore e il suo valore. La partita è stata difficilissima. I ragazzi hanno fatto una grande partita perché hanno cercato di interpretarla col piglio giusto, abbiamo tenuto il campo con grande determinazione, siamo usciti sugli appoggi in maniera importante, abbiamo preso una zona di campo molto alta, abbiamo accettato l'1 contro 1 con dei giocatori forti individualmente come quelli che ha la Cireale, siamo riusciti a sbloccarla, abbiamo tenuto il campo, siamo stati in partita, abbiamo dimostrato nel secondo tempo che volevamo soffrire, che potevamo rischiare di pareggiarla, però l'abbiamo portata a casa con grande personalità e faccio i complimenti ai ragazzi che hanno fatto una grandissima settimana come tutte le settimane. Però dico sempre ragazzi, noi dobbiamo dare il massimo, dobbiamo farci trovare pronti e battagliare, poi ci facciamo il segno della croce e vediamo che succede, però io a questi ragazzi non gli posso rimproverare nulla perché sono sempre attenti e soprattutto danno tutto quello che hanno e di questo ne sono molto orgoglioso. I nostri rossoblù sono riusciti tra l'altro a mantenere il risultato invariato proprio fino alla fine, quindi comunque una grande prestazione. Sì, sotto l'aspetto nervoso, sotto l'aspetto dell'atteggiamento e della personalità, ecco, su questo sono molto contento perché i ragazzi hanno cercato di tenere il campo attraverso il palleggio, attraverso il gioco, hanno cercato di giocare pur rischiando su alcune situazioni, però hanno dimostrato che volevano riuscire a portare il risultato con delle idee e di questo sono molto contento perché loro ci hanno messo grande attenzione e faccio i complimenti di nuovo a questo gruppo straordinario che sta lavorando con grande intensità e sono contento per loro perché meritano questa vittoria che aiuta a dare certezze, però sappiamo che ancora il cammino è lungo e non ci possiamo fare, fra virgolette, fare influenzare dei risultati come stava succedendo molte volte in casa, perché passare in vantaggio era diventato fra parentesi uno svantaggio per noi. Invece no, dobbiamo stare tranquilli, continuare a giocare e poi dobbiamo capire fino a dove possiamo arrivare durante la partita cercando di tenere il campo, basta, quindi sono contento e questa vittoria contro una grande squadra ci può fare solo bene alla testa. È andata male la trasferta per l'ACR Messina che torna a casa con una sconfitta 3-1 contro il Roccella. Gli episodi ci condannano, disattenzione, 2 calci d'angolo e anche un terzo quasi simile e quindi questo, diciamo, palle su palle inattive significa che mancano concentrazioni. Io sono qui da 2 settimane nemmeno e dico abbiamo lavorato su certe cose, però diciamo i disimpegni, il fraseggio, la squadra, cioè questo l'ha creato, si arrivava poi agli ultimi 20 metri, però eravamo molto leggerini sotto questo aspetto. Sapevamo di incontrare una squadra tosta, che ho avuto modo di vederla anche a Palermo e devo dire la verità, ho visto una squadra bene, messa bene, ordinata, attenta e sapevamo, diciamo, le motivazioni forse hanno fatto oggi la differenza sotto certi aspetti, però gli episodi purtroppo ci hanno condannato perché siamo riusciti anche a pareggiare la partita e dopodiché, diciamo, un po' le 2 palle inattive, diciamo, un po' hanno chiuso la partita. Noi allenatori lavoriamo su quello che vediamo e cerchiamo di correggere durante la settimana. Poi diciamo, c'è il DNA del giocatore sotto certi aspetti, quindi se un giocatore ha una marcatura e perde, allenta la marcatura, o è un problema mentale attenzionale e quindi alle volte succede, molti giocatori allentano la guardia, quindi bisogna lavorare su queste cose. Colpaccio del Castrovillari, vittoria fuori casa contro il San Tommaso per 2-1. Guardiamo il servizio. Sconfitto in 9, il San Tommaso non riesce a trovare la vittoria interna che manca dallo scorso mese di novembre. I Grifoni vengono superati per 2-1 dal Castrovillari di Salvatore Marra, un KO interno che fa scivolare nuovamente i ragazzi di Gargiulo al penultimo posto in classifica. Eppure il San Tommaso era partito con il piede giusto. I Grifoni sono passati in vantaggio al 7° minuto con Alleruzzo. Il capitano, lanciato da Conatè, si invola verso la porta e supera l'estremo difensore ospite. Al 25° arriva il pari dei calabresi con Barillaro che in diagonale supera Landi. Sul finale della prima frazione arriva il raddoppio ospite.
Guarracino viene steso in aria da Pagano, rigore, Landi respinge il tiro dello stesso attaccante che però bravo a ribadire in rete. Nella ripresa il San Tommaso è rimasto in 10 per l'espulsione di Capitano Leruzzo, al 36esimo Pagano stende Chin in aria, nuovo rigore, con Landi che si oppone alla stessa punta ed evita un passivo più pesante. Nella stessa occasione il difensore viene espulso. Domenica altro match point interno contro il Marina di Ragusa. È il momento di vedere a questo punto i due big match più importanti della domenica. La vittoria intanto importantissima da parte dell'FC Messina nei confronti del Savoia, 1-0. 25esima giornata nel campionato di Serie D, il Francoscoglio apre le porte al Football Club Messina che ospita il Savoia. È il big match del raggruppamento in questo turno perché la formazione di Mister Parlato arriva da vice capolista a Messina dopo la vittoria netta per 4-0 su Licata, deve invece riscattare una sconfitta sanguinosa. L'FC Messina di Ernesto Gabriele. Viene osservato un minuto di silenzio prima del fischio iniziale, infatti è scomparsa in settimana la sorella dell'attaccante Gomez Alace. Partiamo col film del primo tempo, quinto minuto. Melillo mette dentro, Fissore cade in area di rigore, il nostro ralenti va a far luce sull'accaduto, nettamente travolto il difensore ex Alessandria. Il direttore di gara dice di no. Attenzione alla prima chance anche in casa Savoia con Tascone che si accentra, prova questo mancino lento tra le braccia di Marone. La formazione di Mister Parlato mette in seria difficoltà l'FC Messina nel primo tempo. Cross dalla destra, De Vena la va a deviare, incredibile, Francesco Marone, parata salva risultato sull'attaccante ex Giuliano. Rivediamo qui la zampata, ma Marone dice di no. Classe 99 tiene a galla l'FC Messina che però soffre ancora, si fa male Angelo Scalzone, uno dei protagonisti annunciati al suo posto, l'ex ACR Messina Luca Orlando. Poi lo schema con Gatto che si libera per la conclusione con questo triangolo. Marone gli dice di no distendendosi sulla sinistra, ancora Savoia in avanti, c'è un calcio d'angolo, Marone messo dalla destra, la deviazione, un batti e ribatti, poi l'ultimo tocco di De Vena che gonfierebbe anche la rete, ma è fuori gioco segnalato all'assistente del direttore di gara. FC Messina che si fa vedere nel finale di frazione, 39esimo con Bevis servito da Miele. Bevis mette con il mancino per Ezechiel Melillo, se la porta sul fondo, subito all'indietro il pallone lo riceve Paolo Carbonaro, tentativo che viene deviato con la mano, prima però il tocco di suola del difensore del Savoia. Tutto ok, partita bloccata, equilibratissima al Francoscoglio, ancora Savoia in avanti ma non c'è più tempo, duplice fischio del direttore di gara che manda le due squadre a riposo, ancora 0-0 tra FC Messina e Savoia. Meglio la formazione di Mister Parlato, quantomeno nelle occasioni create, deve fare invece meglio quella di Mister Gabriele che al 50esimo tira fuori Melillo, al suo posto Facundo Coria, attacca però il Savoia, qui Fissore sbaglia e poi è costretto a fermare l'attaccante lanciato a rete, secondo giallo, conseguente rosso l'FC Messina, resta in 10 uomini, il gap numerico favorisce il Savoia che dalla destra prova a sfondare, ancora con Luca Orlando che fa tutto da solo questo tentativo di tiro cross, il pallone viene controllato con lo sguardo da Marone, ancora cambi per Mister Gabriele, dentro D'Ambros per Bevis, dentro Nicevic per Miele, segnatevi questo nome, sarà decisivo nel finale di gara. Nel frattempo arriva però il secondo rosso, stavolta a finire sul tabellino dei cattivi è Paolo Carbonaro che dunque lascia in 9 uomini l'FC Messina. Mancano ancora 22 minuti al triplice fischio, si fa difficilissima per la formazione di Gabriele, ma il Savoia non sfonda. Nicevic riconquista la sfera a centrocampo, si lancia da solo, D'Ambros un po' più in là, un rimpallo favorisce il terzino 2001 che poi va per D'Ambros, vuole lo stand, calcio di rigore per l'FC Messina. Siamo all'82esimo al Francoscoglio, dopo una partita complicatissima l'FC Messina ha la ghiotta chance di trovare il gol, sarebbe incredibile, parte la rincorsa, parte D'Ambros e il gol dell'FC Messina che gonfia la rete. Lucas D'Ambros, terzo gol in campionato dopo quello realizzato alla CR Messina e dopo quello segnato a Cittanova. Arriva un gol da 3 punti, un gol pesantissimo, ma c'è ancora da soffrire. 11 contro 10 in favore della formazione di Mister Parlato, fuori correnti dentro Camarà, cross dalla destra, il neoentrato Cironi ci prova così, il suo tentativo finisce sul fondo. Siamo negli ultimi minuti, D'Ambros carica il Francoscoglio, ancora scatenato l'ex Trapani che qui butta giù un avversario, prova a passare, la chance addirittura per il 2-0, viene tutto fermato per fallo in attacco da parte di Lucas D'Ambros. Di lì a poco però il triplice fischio al Francoscoglio, l'FC Messina trova una vittoria importantissima sul Savoia, questo match è già storia. La formazione di mister Ernesto Gabriele li trova il terzo posto, complice il pari del Giuliano sul campo della Cittanovese. Fra 7 giorni un esame ancora più importante, quello sul campo della Cireale. Un cordiale saluto e alla prossima!
Stadio Comunale di Licata, stracolmo per l'altro big match tra Licata e Palermo, 2-0 per la squadra di Campanella, ma dobbiamo anche sottolineare che comunque il Palermo ha giocato una gran bella partita, un po' di sfortuna, ma grande comunque merito per la squadra licatese. Amici sportivi, è un orgoglio, un onore e un piacere raccontarvi Licata-Palermo, giornata numero 25 del campionato nazionale di Serie D, girone I, Licata in divisa giallo-blu, classica con le strisce verticali, il classico e affascinante rosa-nero, carica il mancino deviato, palla che fa la barba alla traversa, prima occasione clamorosa per il Palermo, la traiettoria, siamo sulla fascia sinistra, col tacco Civilleri, perdona, potrebbe aspettare Daniello, che sale a destra, Daniello, sale, Daniello potrebbe mettere mezzo, il tiro, gol! Daniello, il Licata è in vantaggio, il Licata è in vantaggio, il Licata è in vantaggio, un missile di Gabriele Daniello, primo gol di un millennial con la maglia del Licata e lo segna lui, Gabriele Daniello, uno spettacolo! Capolavoro di Daniello, un capolavoro! Le nostre parole probabilmente non bastano. Giù Civilleri fa sportellate, palla buona per Adeyemo, il cross di Adeyemo, che Adeyemo, Peretti, la liscia, cade giù Cannavò, ancora palle lì, attenzione, quasi autogol con Pelagotti che salva il risultato, che di testa la rimanda nell'area del Palermo dove c'è Cannavò che prova a girarla, arriva Maltese, anzi no, non ci è arrivato per pochissimo, Pelagotti ha lasciato scorrere pregando che non arrivasse il capitano del Licata, con l'ultima parte del piede a disposizione, Martinelli allarga a sinistra per Floriano in aria, Floriano contro Daniello, il tiro in Grazia, palla che arriva a Silipo che sbaglia dall'altezza del dischetto del rigore, psicologia rosa-nero, pallone adesso a Ficarrotta, palla per Silipo, 30 metri, il tiro, la traversa! E poi la palla si perde fuori, l'ha toccata con le unghie praticamente in Grazia. Adesso sale Mazzamuto, il corridoio centrale per Ficarrotta, il Licata non è messo bene, arriva Maltese, su Ficarrotta c'è il vantaggio, palla a Silipo al limite, Silipo fuori. E arriva il giallo per Maltese. Martinelli col mancino, il cross in mezzo, scavalcato, in Grazia, pallone in mezzo. Ancora in Grazia, attenzione pallone per Ficarrotta, al limite Ficarrotta, la lascia a Lucca, il tiro di Floriano, in Grazia, il miracolo di Grazia, ha parato un calcio di rigore, un miracolo, adesso Convinto scappa via alla Giri, Convinto, alto, era un po' defilato, ci ha provato col mancino. Persi questo pallone allarga a destra per Adeyemo per Convinto regolare, Convinto salvato all'ultimo secondo dall'intervento di Langella, sembrava un remake dell'andata. Esatto, mi hai tolto le parole di bocca. Ficarrotta, il cross tagliato, in Grazia sbaglia l'uscita e poi arriva Lancini che prende la traversa a Ingrazia totalmente battuto. Convinto a campo, c'è Cannavò sulla destra, è un 1 contro 1, Convinto, il tiro, fuori! Cosa ha sbagliato ancora una volta Convinto? Il Licata Felici, bravissimo Cassano, primo intervento, a freddo da 10. Daniello, Civilleri in fascia, pallone filtrante a cercare Convinto, sbaglia, Convinto, il gol del Licata, il 2-0 del Licata, il gol su errore della difesa, ha segnato Roberto Convinto ed è un delirio! E scacco matto alla capolista probabilmente. Un Licata che legittima il risultato del primo tempo e arriva questo raddoppio. Questo è probabilmente l'epilogo di una gara fantastica perché c'è in questo istante al rinvio di Ingrazia ci sarà il triplice fischio, game over al Dino Liotta, il Licata con una prova sontuosa batte 2-0 il Palermo che è castigato dai gol di Daniello e Convinto, una gara magistrale e che rimarrà segnata nei cuori di tutti i tifosi gialloblu. Oggi si è scritta una piccola parte della grande e lunga storia del Licata Calcio. Il Palermo in casa con il Nola, mentre invece il Savoia, anche lui in casa, giocherà contro il Corigliano. Sono questi i due incontri che attendono le due squadre più importanti di questo girone I del campionato di Serie D domenica prossima. Vedremo come andrà a finire in attesa poi del prossimo big match.
E adesso il punto di Simone Alibani proprio sulle squadre siciliane. Gentili amiche e gentili amici di Penalty, un cordiale saluto a tutti voi da parte di Simone Alibani. Buon inizio di settimana a tutti voi. Come ogni settimana facciamo il punto della situazione per quel che riguarda il girone I del campionato di Serie D. Una giornata veramente folle per quel che riguarda le squadre di vertice. Infatti sia Palermo che Savoia perdono rispettivamente. Il Palermo 2-0 in casa del Licata e il Savoia perde invece per 1-0 in casa dell'FC Messina. Una gara rocambolesca, quella della squadra di Torre Annunziata, che rimane in superiorità numerica, pensate, per 11 contro 9 per una buona fetta di partita, ma non riesce neppure a strappare un pareggio contro i peloritani. Il Palermo invece perde 2-0 con Licata, ottima prestazione della formazione di casa. Le reti portano la firma di Daniello e Convitto. Via via vediamo tutti gli altri risultati. Il Marina di Ragusa che vince 1-0 nel derby contro la Cireale, il Marsala che perde in casa contro il Troina. Da segnalare il passo falso della CR Messina, travolta 3-1 in casa del Roccella. Poi ovviamente nel quadro che vedete tutti gli altri risultati. Ma dicevamo, una giornata folle per quel che riguarda le formazioni di vertice. Perdono sia Palermo che Savoia, ma in virtù di questa doppia sconfitta in contemporanea il Palermo mantiene saldi i suoi 7 punti di vantaggio sulla formazione di Torre Annunziata. Invece è importante in chiave psicologica e ovviamente in chiave classifica la vittoria dell'FC Messina contro la squadra di Torre Annunziata. FC Messina terza forza del torneo con 45 punti, via via tutte le altre squadre, sino ad arrivare al fanalino di coda palmese. Andiamo a ricostruire invece quelle che sono le dichiarazioni nel post partita sia del Palermo che del Savoia. Per quanto riguarda il Palermo, Pergolizzi sottolinea l'approccio sbagliato dei suoi giocatori, soprattutto nel primo tempo, netta la superiorità del Licata. Poi però nella ripresa, soprattutto negli ultimi 25 minuti, gran mole di gioco costruita dal Palermo, ma il Licata è bravo a contenere e alla fine meritatamente vince la partita per 2-0. Pergolizzi però sottolinea un aspetto: in settimana io ho visto bene i giocatori che ho mandato in campo, dunque dobbiamo migliorare sicuramente, ma rifarei le stesse scelte che ho fatto contro il Licata. Nessuna dichiarazione invece per quel che riguarda il Savoia. La formazione di Torre Annunziata, dopo questa pesante sconfitta contro l'FC Messina, infatti ha deciso di entrare in silenzio stampa. Dunque, come dicevamo, rimane tutto invariato per quel che riguarda la lotta al vertice, con Palermo sempre saldo in testa alla classifica, +7 sulla squadra campana. Non ci sono ulteriori aggiornamenti. Da Simone Alibani è tutto. Ringrazio la regia coordinata da Roberto Lombardo e Salvo Tabita. Restituisco la linea ad Ettore Tortorici. Grazie Simone, sarà una settimana intensa per il gruppo di Pergolizzi, perché chiaramente domenica prossima bisogna assolutamente vincere per tenere a debita distanza il Savoia. Vedremo cosa succederà. Adesso voltiamo pagina, passiamo dalla Serie D al campionato di eccellenza. Subito il girone A. Subito i risultati di questa 23esima giornata. Si è dunque giocata all'8ª giornata di ritorno. Dattilo Noir batte Cus Palermo 3-0, Sporting Ballone batte Parmonval 2-1, Acracas batte Alba Alcamo 5-2, vittoria fuori casa dell'Oratorio San Ciro e San Giorgio 3-2 contro il Castellammare, 10-1 per la Don Carlo Misilmeri contro la Cefalenium, 2-1 del Geraci nei confronti del Pro Favara.
pareggio 0-0 tra Mazzara e Canicattì, vittoria fuori casa della San Cataldese 4-1 a Monreale. Rimane leggermente immutata la vetta, anche se chiaramente in questo caso il Dattilo allunga proprio nei confronti anche del Canicattì. Classifica: Dattilo Noir 57, Acragas e Canicattì 49, San Cataldese e Geraci 41, Parmonval 36, Sporting Ballone 35, Mazzara e Castellammare 33, Don Carlo Misilmeri 30, Cus Palermo 26, Pro Favara 25, Oratorio San Ciro e San Giorgio 23, Cefaledium 15, Monreale 10, Alba Alcamo 5. Subito il tabellino di domenica prossima, domenica 1 marzo, questi gli incontri: Cus Palermo Parmonval, Alba Alcamo Don Carlo Misilmeri, Canicattì Monreale, Cefaledium Mazzara, Dattilo Noir Oratorio San Ciro e San Giorgio, Pro Favara Acragas, San Cataldese Castellammare, Sporting Ballone Geraci. Iniziamo proprio dalla vittoria fuori casa del Dattilo Noir 3-0 in casa del Cus Palermo. Sconfitta interna per il Cus Palermo che cade in casa contro il Dattilo a margine di una partita molto particolare, molto strana, perché il primo tempo termina 0-0 anche abbastanza equilibrato, un Cus di mister Maramaldo che rischia poco, tant'è vero che il primo vero pericolo arriva al 39esimo su questa bella iniziativa di Bettini, cross al centro, la mia va di testa, Cascione strepitoso. Nel secondo tempo subito pronti via al secondo minuto e Fragapane di testa a trovare una bellissima incornata che permette ai suoi di passare in vantaggio, il momento migliore per sbloccarla subito dopo nemmeno 2 minuti. Sicuramente qualora fosse perdurato lo 0-0 poteva subentrare un po' di nervosismo, un po' di frenesia che poteva anche insomma mettere in difficoltà il Dattilo, che da questo momento in poi va in scioltezza e al 13esimo trova anche il raddoppio nonostante l'ennesima bellissima parata di Cascione. Poi la palla viene rinviata, tiro che diventa un assist per De Luca che da un metro non può sbagliare, un 2-0 che virtualmente insomma chiude l'incontro. C'è anche la dedica da parte dell'attaccante del Dattilo che però purtroppo dalla distanza non riusciamo a leggere, insomma l'importante è che sia arrivata a destinazione. Poi c'è quest'altro errore, un intervento mancato, Bettino al 24esimo si invola, rientra e poi col sinistro la mette in rete per un 3-0 che di fatto chiude i giochi. Al 90esimo calcio di punizione, palo per il Cus Palermo, palla viene ribadita in rete ma c'è fuori gioco, un Cus che sicuramente deve ripartire dal primo tempo. Visto oggi sarà un mese difficile, lo abbiamo detto anche in cronaca nel sito su cuspalermo.it la scorsa settimana, non sono queste le partite dove il Cus può stravincere e vincere, però sicuramente un mese difficile contro tutte le big, si devono tentare di portare a casa più punti possibile e poi nell'ultimo mese giocarsi tutto e per tutto per centrare la salvezza, che sarebbe un grande risultato tecnico ancora una volta per la sezione calcio Cus Palermo. Grande occasione per la Parmonval per agganciare quantomeno la zona dei playoff. Perde in casa con lo Sporting Ballone 2-1. Sentiamo l'intervista a fine partita dell'allenatore della Parmonval. Credo che il primo tempo abbia giocato soltanto la Parmonval. Tarantino credo che non sia intervenuto per nessuna parata, quindi abbiamo preso la traversa, l'occasione di Marco Clemente, parecchie volte siamo arrivati sul fondo, sui cross purtroppo non siamo stati cattivi a chiuderla, a mettere la palla dentro. Credo che il primo tempo si doveva chiudere, invece siamo andati nei spogliatoi con lo 0-0. Credo che poi lì avevamo la consapevolezza che si poteva vincere e probabilmente la squadra si è un pochettino, secondo me, ha aumentato il baricentro verso l'alto e su una palla dove noi stavamo giocando per giocarla tranquilla da poter mettere e scaricare al portiere, purtroppo abbiamo fatto un ulteriore errore e purtroppo questa squadra paga le conseguenze sempre per errori nostri che praticamente arrivano da dietro. E sull'1-0 devo dire che abbiamo avuto 10 minuti, 15 minuti di sbandamento dove abbiamo beccato anche il secondo gol perché volevamo chiaramente chiudere l'azione e io a questo punto sul 2-0 ho cambiato, ho messo un 4-3-3 per cercare di recuperarla. Abbiamo avuto almeno 3-4 occasioni per fare già il 2-1. Secondo me c'era un rigore netto
Già sull'1-0 c'è stato un rigore che non c'è stato concesso su Di Micheli vicino al palo, che poteva mettere la palla dentro ed è stato atterrato, e forse lì, se si riusciva a pareggiare la partita, probabilmente sarebbe cambiato anche l'andamento della partita. Poi sul 2-0 chiaramente abbiamo cercato di spingere, siamo riusciti a ottenere il 2-1 con un rigore, chiaramente poi abbiamo avuto quell'occasione anche per poter pareggiare, non ci siamo riusciti. È uno schiaffo che ci siamo presi, è chiaro che da sabato che abbiamo un ulteriore incontro con il CUS per andare a recuperare anche la sberla che abbiamo preso oggi, e vedremo se va meglio lì. Vittoria importantissima nel nuovo stadio, complimenti alla Geraci che batte 2-1 il Pro Favara ed aggancia la zona playoff. Amici appassionati, ben trovati dal rinnovato impianto in sintetico del Santissima Trinità di Fasanò al centro delle Madonie. Quest'oggi verrà inaugurato il nuovo tappeto per la sfida valevole per la 23esima giornata del campionato di eccellenza siciliana per il Girone A. In campo Geraci e Pro Favara. Completo bianco la formazione madonita del Geraci, risponde invece in total blu la compagine favarese agrigentina. Questa gara scopriremo come andrà a finire. Parte in questo momento il cronometro con Bognanni che sventaglia il primo pallone e noi intanto va a districarsi a sinistra, c'è il raddoppio su di lui, il cross però sul secondo palo è buono, si divora il gol del vantaggio. Il numero 10 Michele Settecase, nuovissimo terreno in erba sintetica inaugurato proprio quest'oggi. Qui vedremo chi andrà a siglare la prima rete con Azzara che va ancora una volta sul fondo, cerca ancora Settecase che si avventa sulla sfera, poi il tentativo del numero 8 Charles al Santissima Trinità di Fasanò. Qui Bognanni, la sventagliata per Saluto che può entrare in area, Saluto in porta, Saluto! Il vantaggio del Geraci, la prima rete al Santissima Trinità di Fasanò è del numero 7 Salvatore Saluto che al quarto di gioco sblocca il parziale. Geraci 1, Pro Favara 0. Eccoli qui gli applausi del pubblico, la sbloccata alla prima vera occasione. Un modulo mutevole, qui intanto Serio fa scomparire e riapparire il pallone, manda in porta Cucchiara col diagonale, si divora il gol del 2-0, ma che giocata di Gioacchino Serio. Fase di pressing, ruba la sfera di nuovo per Cucchiara, Cucchiara forse pensa a calciare, lo opera ora Cucchiara nel cuore dell'area di rigore, va Serio, intenzionato ad andare in porta. Serio, la sua sassata trova i pugni di Chimenti. Quando siamo giunti al 20° di questa sfida, occhio a Medaglia, al limite dell'area di rigore, prova a spostarsi il pallone sul destro, riesce a servire sul versante destro, ora Azzara! Gol di Azzara, e il gol di Azzara ha gonfiato la rete Angelo Azzara che poc'anzi aveva cambiato il proprio binario di competenze, ha pareggiato. Allora il gol di Salvatore Saluto, va infatti il numero 4, traiettoria velenosissima sul quale si avventa Cucchiara non riuscendo a correggere alle spalle di Chimenti a percorrere. Occhio perché Sanyong punta Pallea, va Sanyong in porta, si allunga Chimenti alla propria destra, sventagliata profonda ancora per Azzara. Occhio perché in posizione regolare Azzara forse se l'è perso in questa occasione il numero 2 Valenza, calcia col sinistro Sesai in due tempi. Provvidenziale intervento da parte di Iannolino ad evitare guai peggiori. Qui ancora Azzara a prendere il fondo ed è il gol del vantaggio del Pro Favara, annullato però, tutto annullato, scusate. Questa è la mossa di mister Claudio Grimau. Zara, un'occhiata al cronometro e si può partire con il secondo tempo di questa sfida con il compagno di reparto Medaglia. Occhio però alla transizione positiva ora del Pro Favara, prova a chiudere Azzara con questa soluzione quasi da futsal di punta, andando ad anticipare di fatto un eventuale intervento di Sesai. Non è stato preciso però nell'occasione. Potrebbe andare sia Bognanni col tentativo a foglia morta che Serio. Sembra essere destinato invece il centrocampista palermitano. Va Bognanni! Solo l'illusione del gol su questo tentativo del numero 4. Non avrebbe potuto far nulla il numero 1 Chimenti. Dal direttore di gara. Intanto pronto un altro cambio per mister Grimaudo. Pronto a fare il suo ingresso in campo Velardi. Possibile staffetta proprio con Cucchiara. E infatti così all'11° del secondo tempo termina qui la partita da parte di Sergio Cucchiara. Sempre una gara molto generosa per il numero 9 mister Grimaudo, che ora lascia quelli dei Blaugrane. Occhio perché Sanyong
aveva sterzato il numero 11 con questo mancino che va a lambire il palo. A sinistra c'è Rose, sopraggiunge Ham dalle retrovie, inseguito dal numero 16 Madonina sul secondo palo, prova a chiudere 7 case, un'azione quasi da PlayStation per il Pro Favara. Può ripartire allora il Geraci con Velardi che serve Serio sull'auto mancino, Serio da uno sguardo in mezzo, rientra ora sul destro Serio, palla per Bognanni, Bognanni! Il vantaggio del Geraci con Simone Bognanni a volo d'angelo, fa 2-1 per i Madoniti, torna in vantaggio la compagine di mister Claudio Grimaudo, un'azione spettacolare con Velardi che ha mandato sulla corsia Serio, è rientrato il capitano, palla precisa, pennellata sulla testa di Bognanni che ha dovuto solo gonfiare la rete. Prova però l'arrembaggio finale, palla in the box del Pro Favara, occhio qui al tentativo di Alù, Alù si allunga però Lamin Sessai che salva la prima porta, intelligentissima sfera, qui Marsala traversa clamorosa, una sassata dai 25 metri di Giovanni Marsala. Con il Geraci deve comunque mantenere alta la concentrazione, Bognanni a mettere ordine, triplice fischio, la prima vittoria al nuovo Santissima Trinità di Fasanò del Geraci che ha la meglio del Pro Favara per 2-1. Facciamo un po' d'ordine con Salvatore Saluto che apriva le marcature al quarto di gioco, pareggiato al 20° dal bolide di Angelo Azzara. Nella ripresa però la marcatura definitiva di Simone Bognanni a chiudere un'azione magistrale per la compagine Madonita. È stato un piacere anche quest'oggi, amici appassionati, 500 km di passione che ci hanno portato qui al centro delle Madonie per raccontarvi di questa sfida. Anche per quest'oggi è stato un piacere, amici appassionati, un doveroso ringraziamento ad Angelo Cantaro per la sua assistenza alla ripresa. Chiudiamo così con la ora della compagine Madonita che difende la quarta piazza. Appuntamento come al solito alla prossima. Vittoria importantissima dell'Akragas, 5-2 nei confronti dell'Alba Alcamo. In questa maniera la squadra di Bullo aggancia il Canicattì al secondo posto. Canicattì che torna da Mazara solo con uno streaming sito 0-0. Guardiamo il servizio e poi a seguire le interviste post partita. Continua la corsa a tre nel raggruppamento A di eccellenza. Queste le scelte di mister Pippo Romano con Valenti tra i pali, linea difensiva che vede sugli esterni Fiore e Tedesco, al centro Di Mercurio e Maggio, assenza pesante in mediana. Con Vittorio Caronia che per squalifica non sarà della sfida di Mazzara, a centrocampo ci vanno Vito Lupo con Cammareri e Greco. In avanti Tridente, Iezzi, Madera, Angelo Caronia. Tutto pronto allora per partire al rinnovo a cara col fin del primo tempo. Maglia rossa per il Canicattì, giallo-blu per i padroni di casa della Mazzara. Il primo tempo non passa di certo alla storia per la spettacolarità offerta alle due squadre in campo. 16 minuti per attendere la prima occasione offensiva. Angelo Caronia crossa, pallone deviato, poi Iacono in uscita, la sventagliata di Greco ancora per Angelo Caronia, il colpo di testa è a metà fra un tiro e un cross per Matera. Non riesce però a trovare il centravanti ex Sant'Agata, si fa vedere anche il Mazzara in zona offensiva, il colpo di testa di Agate finisce fuori al 35esimo i ladroni di casa con Messina che lascia Romito Bulades, tentativo di mettere in mezzo la sfera tra le braccia di Valenti, nuovamente il Canicattì che si accende, quando si accende Angelo Caronia, qui però Matera non arriva sulla sfera, poi viene fermato tutto per fallo in attacco. Sarà l'ultima chance del primo tempo, avaro di emozione amici della Wisport e Reti Bianche al Nino Vaccala tra Mazzara e Canicattì, ancora tutto in equilibrio, già pronti per il film della ripresa, ci auguriamo più spettacolare rispetto alla prima frazione. Si parte al 48esimo, rimessa di Tedesco, la spizzata di Greco, il tentativo al volo di Angelo Caronia che fa la barba al palo. Al 50esimo ancora Canicattì con Matera che lavora un bel pallone, qui per il solito Angelo Caronia decide di provarci dai 25 metri, non inquadra lo specchio della porta. Al 55esimo nuova occasione, stavolta in casa Mazzara, arriva un traversone dalla destra, il tentativo di girata in area di rigore è potente ma non precisa la conclusione. Al 58esimo prova con un calcio d'angolo veloce il Canicattì a rendersi pericoloso, Iacono in uscita dice di no. Minuto 65, la migliore azione del Canicattì arriva in ripartenza con Vito Lupo che cerca Iezzi, il pallone viene scaricato all'indietro, la conclusione di Di Mercurio
Mercurio. Iacono fa un miracolo, poi Angelo Caronia viene chiuso dal difensore del Mazzara. 4 minuti dopo si sveglia anche la formazione padrone di casa con Rosella che si presenta tu per tu con Valenti. Incredibile la parata del portiere del Canicattì che evita il vantaggio del Mazzara deviando il pallone in calcio d'angolo. Déjà vu 2 minuti dopo, perché l'azione è praticamente fotocopia con questo lancio ancora per Rosella che prova a insinuarsi in area di rigore. Rosella prova a scavalcare anche Valenti, riesce a farlo, perde il tempo però per la conclusione verso la porta, prova a mettere dentro un lob che però non crea problemi. Iniziano i cambi al 72esimo, entra Cascio per Greco nelle file del Canicattì, esce Tedesco ed entra Malluzzo. 87esimo, l'ultima sostituzione per mister Romano con l'ingresso in campo da parte di Pira. Poco dopo il triplice fischio finisce 0-0 tra Canicattì e Mazzara al Nino Vaccara, un pareggio che permette al Dattilo di allontanarsi sempre più dalla coppia al secondo posto, perché infatti adesso l'Agragas con questa vittoria raggiunge proprio il Canicattì a quota 49 in classifica. Alla vigilia sapevamo che era una partita difficile, tosta, contro un Canicattì messo bene in campo da un allenatore preparato, da una società che ha voglia di salire la china, ha voglia di andare in D, ma io in settimana ho preparato la gara per come è andata alla fine. Ho caricato questi ragazzi che avevano voglia di farsi valere, chiamiamole tra virgolette seconde linee, avevano voglia di farsi vedere, hanno dato la vita, hanno buttato il cuore dietro lo stavo, hanno fatto quello che dovevamo fare, la partita perfetta. Il Mazzara oggi ha fatto la partita perfetta, indipendentemente dal risultato, potevamo vincere, potevamo perdere, potevamo pareggiare, abbiamo pareggiato, va bene. Alla fine forse qualche recriminazione in più ce l'ha il Mazzara alla fine, perché Rosella 2 volte solo davanti al portiere, Pietro Iacono ha fatto il suo miracolo insieme a Danilo nell'azione, quindi va bene, sono contento per il pareggio, me lo porto a casa, come hai detto tu abbiamo superato tutti gli ostacoli, chiamiamoli ostacoli tra virgolette, Canicattì, Dattilo, San Cataldese, Agragas, come avete visto nessuno ci ha battuto di tutte queste. C'è un Mazzara che non ha fatto sconti a nessuno. Abbiamo giocato la pari con tutti senza fare sconti a nessuno. Come dicevo a dicembre, forse oggi mi date ragione, perché forse a dicembre dicevate che ero un pazzo, con gli acquisti nuovi che abbiamo fatto e con gli allenamenti giusti, con alcuni accorgimenti giusti, il Mazzara era la squadra che se la giocava con tutti e questo è stato fino ad oggi. Il Mazzara non ha paura di nessuno. Mazzara oggi, tutte e 22, non solo gli 11, è una grande squadra, possiamo divertirci da ora in poi. Noi il nostro campionato che dovevamo fare è questo, non per vincerlo sicuramente, perché all'inizio stagione i programmi della società erano di fare un campionato di buon livello, entrare dentro la griglia dei playoff e cercare di trovare la miglior posizione in classifica. Chiaramente il Dattilo adesso si è messo in una situazione vantaggiosa, però queste velleità, ripeto ancora una volta, all'inizio di stagione non c'erano e non ci sono mai state. Oggi abbiamo trovato una squadra tosta, difficile. La mia preoccupazione era quella che al Mazzara mancavano tanti giocatori. Forse avrei preferito che il Mazzara giocasse con tutti i suoi effettivi e non giocare, perché in settimana ho visto la squadra un po' rilassata sotto questo aspetto. Il fatto che mancassero giocatori importanti e al Mazzara probabilmente noi abbiamo avuto un approccio non come di solito abbiamo, però tutto sommato è un buon punto perché abbiamo trovato una squadra battagliera. L'unica cosa che mi dispiace in questa partita è la direzione arbitrale, ma no, anche se avessi vinto, il mio giudizio su un arbitro che ha condizionato la partita sin dall'inizio con tante ammonizioni, specialmente i miei giocatori, i miei difensori. Io credo che noi in Sicilia ne abbiamo dei migliori arbitri, non c'è bisogno che vengano dal nord per arbitrare partite del genere. Otto punti di differenza dunque tra Akragas e Canicattì nei confronti del Dattilo Noir. Dattilo Noir che indubbiamente da questa domenica esce leggermente rafforzato in vista del rush finale. Voltiamo pagina, adesso parliamo del girone B del campionato di eccellenza.
Anche in questo girone succede poco in vetta, vincono fuori casa sia Paternò che Città di Sant'Agata. Guardiamo il tabellino. Real Siracusa Belvedere Mascalucia San Pio X 2-2, Giarre Ragusa 1-1, Enna batte Sport Club Palazzolo 1-0, Paternò batte Acicatena 3-0, Santa Croce batte Atletico Catania 6-0, Città di Sant'Agata batte Carlentini 3-0, Città di Rosolini batte Gela 6-1, ha riposato lo Sporting Pedara. Come ho detto poc'anzi, cambia poco in vetta, Paternò in testa con 56 punti, Città di Sant'Agata 52, Città di Rosolini 50, Ragusa 44, Sport Club Palazzolo e Giarre 40, Mascalucia San Pio X 35, Santa Croce 33, Real Siracusa Belvedere 26, Carlentini 25, Sport Pedara 17, Acicatena 14, Enna Calcio 13, Gela FC 11, ultimo Atletico Catania 1 punto. Sarà la 9ª giornata di ritorno, quella di domenica prossima, domenica 1 marzo. Questi gli incontri in calendario. Mascalucia Acicatena, Ragusa Carlentini, Città di Rosolini Giarre, Enna Atletico Catania, Paternò Gela, Santa Croce Real Siracusa Belvedere, Sporting Pedara Sport Club Palazzolo, riposerà il Città di Sant'Agata. Ed iniziamo subito con le immagini, queste si riferiscono all'incontro finito 2-2. Le 2 reti del Real Siracusa Belvedere sono state realizzate da Frittit e Melluzzo, mentre per il Mascalucia doppietta del centravanti Randis. Abbiamo sentito a fine partita i 2 allenatori. Mister, siete riusciti ad evitare una sconfitta che non avreste meritato proprio in zona Cesarini grazie a un rigore molto contestato dal Mascalucia. Cominciamo da qui, lei come ha visto questa situazione? Guarda, non ho commentato quelli del Sant'Agata, figurati se commento questo, no, non vale neanche la pena commentare. Quello che mi interessava era la prestazione, che purtroppo non siamo riusciti a fare le prestazioni che abbiamo fatto nelle ultime partite, eravamo troppo contratti. Onestamente oggi potevamo fare molto di più, purtroppo è capitato anche che il capitano, che di solito è quello che ci fa girare lì dietro, non stava tanto bene, quindi ne abbiamo risentito tantissimo, quindi sicuramente sotto l'aspetto della prestazione abbiamo fatto un passo indietro, però sotto l'aspetto del carattere la squadra ci ha sempre creduto, anche perché i gol che abbiamo presi erano gol sporchi, il primo era un fallo, un fallo nettissimo sul mio giocatore non fischiato. E poi abbiamo avuto la forza 2 volte per recuperarla, quindi sotto questo aspetto è importante. Mister, cosa la fa più arrabbiare di questo pareggio? Il rigore che l'arbitro ha concesso al Real a tempo scaduto, la sua espulsione, quella del suo compagno, il fatto che forse non siete riusciti a chiudere la partita prima? Qual è il rammarico più grande? No, il rammarico è l'insieme di quello che lei ha detto. Chiaramente c'è tutto degli episodi, delle situazioni che purtroppo si sono verificati nella parte finale del campionato. Prendere un rigore al 90esimo, più o meno dubbio, comunque l'arbitro ormai probabilmente l'ha assegnato e non è facile accettarlo. Dalla panchina per me non c'erano i presupposti per il calcio di rigore, però mi sono innervosito, perché non è tanto il discorso legato a questa singola partita, ma sono 6-7 mesi di sacrifici che questi ragazzi quotidianamente fanno, con un sogno che poteva essere quello di raggiungere i playoff. Perciò tutto il rammarico non è per il singolo episodio, ma per tutto il contesto, per tutti i sacrifici e per tutto il lavoro che quotidianamente i ragazzi fanno. Però va bene così, prendiamo il punto che purtroppo secondo me meritavamo qualcosina in più, però va bene così, andiamo avanti, continuiamo a lavorare con questo impegno, con questi sacrifici che facciamo e pensiamo alla prossima partita. Big match importantissimo al Comunale di Giarre. È finita 1-1 tra Giarre e Ragusa. Stadio regionale di Giarre, 23esimo turno, il campione di eccellenza siciliana per il girone B. La formazione di mister Saverio Rapisarda ospitava quella del Ragusa di Alessandro Settineri, reduce dalla vittoria interna allo stadio Aldo Campo di Ragusa per 2-1 sul Gela. Sconfitta invece al viaggio Fresina di Sant'Agata per i giallo-blu, 3-2. Questo il risultato finale dell'ultima sfida. A dirigere l'incontro il signor Michele Buzzone, la sezione di Enna coadiuvato da Francesco Conti e Antonino Alessio Di Paola di Catania. Partita che nella gara d'andata terminò per
per 1-1 quando era l'allora capolista del girone la compagine Iblea. 15 giornate di distanza, è cambiato tutto, infatti settimana molto tribolata per la compagine del presidente Nicola D'Amico. Passiamo però al film di questa sfida che si apre con la prima offensiva del Giarre. Cocimano e Maimone scambiano dopo appena 7 di gioco, palla sul secondo palo per Pettinato che insaccherebbe anche alle spalle di BZ, fermato tutto per posizione irregolare del terzino quest'oggi mister Ravisarda. Succede il tentativo di Urso che addomestica alla grande questo pallone di Zappalà, attento Vizzi però nell'occasione. Al quarto d'ora cross dal binario destro di Pettinato, respinto alla retroguardia Iblea, ci prova allora Maimone, murato però da un giocatore in maglia azzurra. Inizio veemente del Giarre che 2 minuti più tardi va vicino al gol del vantaggio con la pennellata di Salvo Cocimano da piazzato. Vizzi con l'ausilio del palo salva il risultato, arriverà il meritato però vantaggio al 23esimo, azione spettacolare tutta in verticale ai giallo-blu, qui con Arena che riesce a mandare sulla corsia Urso la verticale per Simone Abate, il fendente buca i guantoni di Vizzi, l'ennesima rete di Simone Abate che fa esplodere il regionale, segna sempre lui per i giallo-blu. 17esima marcatura in campionato, Giarre che si assopisce alla distanza concedendo campo a Ragusa che va vicino al pari con Calì che non corregge in rete il preciso traversone di Sess, prova a farsi perdonare il numero 7 di mister Settineri servendo questa volta a Sess, ma lo spettacolare intervento di Barbagallo salva il risultato. Termina così la prima frazione di gioco sul duplice fischio del direttore di gara, squadre che guadagnano gli spogliatoi sul parziale di 1-0. Decide sin qui la rete di Simone Abate. Passiamo allora al film e la ripresa. 2 minuti per annotare la prima azione importante sul taccuino con Calì che spara alle stelle da buona posizione su suggerimento da sinistra di Sesso. 1 minuto più tardi è Willy Quamè ad insidiare la porta di Barbagallo con una sassata da 30 metri. Si rifarà ben presto il numero 8 di mister Settineri, infatti calcio di punizione dai 20 metri che trafigge Barbagallo. Pareggiato l'iniziale vantaggio di Simone Abate grazie alla rete di Willy Quamè, non esente da colpo in questa occasione il giovane portiere classe 2002 giallo-blu. Corre ai ripari mister Rapisarda gettando nella mischia allora Giuffrida e Mirabella in luogo di Aidala e Leotta. Il Giarre torna tardivamente ad attaccare con Cocimano che imbecca Abate, il bomber giallo-blu viene smorzato questo tentativo al 65esimo, seconda rete annullata al Giarre su corner da destra. Zappalà impegna Vizzi, Mirabella gonfierebbe anche la rete ma gioco fermo per segnalazione di offside. Scorriamo fino al 72esimo quando il cross velenosissimo di Orazio Urso non trova per un soffio Maimone sul secondo palo. Al 77esimo Ragusa vicinissimo al vantaggio con Lentini che sfrutta il buco di Maimone. Lentini si presenta tu per tu con Barbagallo che salva il risultato sul tentativo dell'ex Milazzo e Paternò. All'88esimo ancora il numero 8 in maglia azzurra giganteggiare a centrocampo insidiando la porta di Barbagallo. Segue solo il triplice fischio del direttore di gara, pari e patta regionale. Quamè pareggia l'iniziale vantaggio di Simone Abate. Giarre a quota 40 punti, atteso mercoledì dall'andata del primo turno di Coppa Italia nazionale contro il San Luca. Con questo pareggio il Giarre approfitta del passo falso dello Sport Club Palazzolo, queste le immagini, che purtroppo perde in casa 1-0 nei confronti dell'Enna. Da sottolineare che prima dell'inizio della partita è stato reso omaggio anche ad Enzo Giardina, un po' il decano dei giornalisti siracusani, scomparso qualche giorno fa. Nulla da fare invece per la Cicatena che perde in casa con il Paternò, 3-0 per la squadra di Catalano. Guardiamo il servizio di Federica Zammataro. 3 reti, 3 punti, un'altra vittoria. Il Paternò vince sul campo del polivalente di Acicatena, circondato come sempre dall'entusiasmo e dalla presenza numerosa ed importante dei propri tifosi. Partita senza storia nonostante le condizioni proibitive del terreno di gioco. Termina 0-3 come detto, con le reti di Baglione nel primo tempo, Cortese e Carioto nel secondo. A dirigere la gara il signor Alfonso Aquilino della sezione di Agrigento. Avvia dunque la 23esima giornata, andiamo alla cronaca. Al minuto 6 si segnala una conclusione di buon tempo, troppo debole però per impensierire Caruso. Al 10° lancio per la piana, in velocità si fionda in area ma la sfera sfugge, non aggancia e termina fuori. Al 25esimo cross di Privitera, intercetta Baglione che di prima intenzione spiazza Caruso e sigla il gol del vantaggio rossazzurro. Al 40esimo ci prova la Cicatena su calcio di punizione, Ferla si fa trovare pronto, respinge coi pugni e manda in corner. 1 minuto dopo ancora i padroni di casa pericolosi con Cerra a tiro insidioso ma Ferla neutralizza. Al 45esimo Cortese, lanciato in contropiede da Raimondi, si fionda in area, supera Bisicchia, tenta il pallonetto ma Caruso in uscita probabilmente tocca con la mano, per l'arbitro non ci sono dubbi, estrae il rosso diretto, la Cicatena rimane in 10 uomini.
Secondo tempo al via, dopo 2 minuti il Paternò è pericoloso e con una prima occasione, cross di Aureliano di testa, Cortese per la Piana, conclusione di prima intenzione, centrale. Ci proverà a seguire lo stesso la Piana, ma la conclusione risulterà imprecisa. Al 48esimo Truglio favorisce l'inserimento in area di La Piana che tenta il cross, tentativo ostacolato da un difensore della Cicatena, probabilmente per lui fallo di mano ma non ravvisato dal direttore di gara fra le proteste del pubblico e le proteste in campo. Al 49esimo Truglio per La Piana a servire Cortese, ma Bisicchia gli nega la gioia del gol. Al 60esimo sale Bontempo che prova ad impensierire il portiere costretto a spazzare la palla in corner. Al 63esimo cross di Coniglione, palla sfiorata da Aureliano. Sulla stessa palla ci arriva Cortese che insacca alle spalle dell'estremo difensore e il gol del doppio vantaggio. All'82esimo è il turno di Carioto, colpo di tacco di Aureliano a smarcare La Piana per un ottimo suggerimento sfruttato abilmente da Carioto per il gol del tris rosso-azzurro. Al 92esimo altra occasione ghiottissima, un altro suggerimento di Privitera a servire Carioto, ma il portiere si muove in anticipo. Non c'è più tempo, è 0-3 il finale del Polivalente nella 23esima giornata. Paternò che vince e convince, acclamato dal suo strepitoso pubblico, e che mantiene la vetta in classifica più 4 dalla seconda, ossia dal Sant'Agata a quota 56 punti. Prossimo match in programma al Falcone Borsellino contro il Gela. Aspettando la partita clou della stagione, quella con il Città di Sant'Agata, il Paternò ritorna a vincere in maniera netta e determinata. Sentiamo le interviste realizzate da Federica Zammataro subito dopo l'incontro. Sembra adesso una partita facile perché giustamente vedendo anche il risultato e la gestione della gara può sembrare tutto così semplice, però sapevamo che era una partita difficile su un campo che non si sta tanto bene all'impiedi, quindi i primi minuti abbiamo avuto qualche piccola difficoltà per conoscere un po' il campo, dopodiché credo che dopo che siamo riusciti a sbloccare il risultato abbiamo gestito abbastanza bene la gara, abbiamo avuto l'approccio importante, da lì siamo riusciti a fare il secondo e il terzo gol, anche c'è da dire che dopo l'espulsione per loro abbiamo gestito la gara senza rischiare assolutamente nulla. Quindi sono abbastanza soddisfatto per quello che hanno fatto oggi i ragazzi, per quello che è l'approccio importante alla gara, perché sappiamo che adesso le partite cominciano a diminuire e quindi abbiamo margini di errore quasi zero. Quindi era importante oggi portare a casa questi 3 punti, l'abbiamo fatto, pensiamo partita dopo partita e adesso ci prepariamo per l'altra partita difficile in casa col Gela. Abbiamo iniziato con un grande approccio sin dai primi minuti e siamo riusciti a sbloccarlo al primo tempo, anche se abbiamo avuto diverse occasioni, ma ultimamente un po' di imprecisione sta mancando. Poi nel secondo tempo c'è stato il continuo, quando approcciamo bene le partite, dimostriamo di essere squadra compatta. Anche oggi abbiamo seguito le direttive del mister, ci sono stati dei cambiamenti, anche coloro che hanno giocato di meno oggi si sono fatti trovare pronto e questo è spirito di gruppo secondo me. La Chiosa, un finale davvero importante come sempre, quello dei tifosi e dei vostri festeggiamenti insieme a loro. Noi siamo fortunati a giocare a Paternò, sia perché abbiamo una dirigenza competente, secondo abbiamo uno staff tecnico preparato e terzo, ma non per ordine di importanza, godiamo del nostro 12° uomo che già mentre giochiamo ci fa sentire la loro carica. Oggi sono stati encomiabili e questa vittoria la dedichiamo anche a loro. Non molla il Città di Rosolini, 6-1 nei confronti del Gela. Adesso sono soltanto 2 punti di distacco nei confronti del Città di Sant'Agata, che a sua volta vince a Carlentini per 3-0. Il Città di Sant'Agata passa anche al Sebastiano Romano di Carlentini per 3-0, successo arrivato nella ripresa per i biancoazzurri guidati da Pasquale Ferrara, che centrano così il 10° risultato utile consecutivo e la 6ª vittoria di fila. 3 punti importanti per la formazione del presidente Antonio Ortoleva, che si conferma seconda forza del campionato e mantiene le 4 lunghezze di svantaggio dalla capolista Paternò. Un match che si apre proprio con i santagatesi pericolosi dopo 1 minuto. Il sinistro di Raci trova però la parata del portiere
portiere Sanfilippo. E ancora il numero 7 biancoazzurro a tentare la via del gol con la conclusione da fuori area. L'estremo di casa è attento e respinge. La risposta del Carlentini giunge al minuto 5 con la punizione calciata da Carpinteri, che trova la deviazione e il pallone che finisce in corner. Poi però il Città di Sant'Agata torna a spingere, così alla 26esimo Tiscione controlla col destro e conclude col mancino. Il tiro però finisce alto sopra la traversa. Passano 3 minuti ed è invece Calafiore ad avere l'occasione giusta, quando, servito perfettamente in aria da Assenzio, conclude col destro. Un super Sanfilippo gli nega però la gioia del gol. Al 31esimo il cross di Franchina per il colpo di testa di Assenzio. L'estremo di casa è attento e blocca. Il Carlentini si fa vivo al minuto 41 con l'ottima giocata da parte di Giovanni Petrullo, che calcia dal limite e il pallone che sfiora di poco la traversa. Con le nostre immagini siamo già nel secondo tempo, una ripresa che si apre con la spettacolare punizione di Piero Concialdi, che centra il palo alla sinistra del portiere Sanfilippo. Al minuto 58 però il Città di Sant'Agata trova l'episodio favorevole, quando il direttore di gara, il signor Amedei di Terni, concede il calcio di rigore per il fallo di Sanfilippo su Tiscione, e dagli 11 metri si presenta lo specialista Piero Concialdi, che va col mancino, palla sul palo e poi che va in gol. Dunque 1-0 per il Città di Sant'Agata, si sblocca la partita e rete numero 11 in campionato per Piero Concialdi, che poi va a prendersi l'applauso dei tifosi santagatesi. La rete dell'1-0 galvanizza la compagine ospite, che al minuto 66 raddoppia con Ferrotti, che da pochi passi deve solo spingere in rete il pallone del 2-0 bianco-azzurro. Terzo centro in campionato, il secondo consecutivo per il difensore in maglia numero 6. La formazione santagatese tenta di chiudere definitivamente i conti. Iraci col destro costringe alla respinta il portiere Sanfilippo, poi è Costa a mandare di testa a lato il cross dalla destra di Iraci, mentre è Iraci pochi minuti più tardi a mandare alto sopra la traversa il cross di Tiscione. Al minuto 85 però il Città di Sant'Agata trova il gol del 3-0 con una splendida giocata mancina di Tonino Longo, che mette sotto l'incrocio dei pali l'assist di Assenzio, facendo così Carlentini 0, Città di Sant'Agata 3. Eurogol di Tonino Longo, che segna così il suo secondo gol in campionato. Prima del triplice fischio c'è un'ultimissima occasione per il Città di Sant'Agata con Calafiore, che conclude col destro, ma Sanfilippo dice di no. Poi non succede più nulla, finisce dunque 3-0 per il Città di Sant'Agata, che centra così la 17esima vittoria in campionato, l'8ª fuori casa, si porta in classifica a quota 52 punti, mantiene la seconda posizione e le 4 lunghezze di svantaggio dalla capolista Paternò, mentre il Carlentini rimane in 10ª posizione con 25 punti a più 8 sulla zona play-out. Turno di riposo per il Città di Sant'Agata domenica prossima. Domenica prossima, pertanto, riflettori puntati sul big match Città di Rosolini-Giarre. E adesso, per chiudere i 2 gironi del campionato di eccellenza, il solito punto di Giampaolo Montineri. Febbraio è andato via, proprio noi andiamo in onda nel martedì di Carnevale, anche il Carnevale 2020 sta andando via e scusate il tempo di voce, ma Ettore mi ha detto bene, Monti non puoi più fare bisboccia e quindi mi raccomando ti devi anche saper gestire l'età. E io sono impegnato ufficialmente in un Carnevale in provincia di Siracusa, quindi dobbiamo andare a manetta, come disse qualcuno, e il calcio va a manetta, anche se in questo momento il weekend è passato con questa cosa del coronavirus, partite di campionati professionistici sospese, quindi il calcio si è allarmato e se il calcio si allarma dobbiamo stare attenti, non soltanto perché il calcio è un simbolo molto delicato, molto importante, il calcio non si è mai fermato davanti a niente e se mette un attimo una chiavetta, quindi la chiude un po' un attimo la porta, vuol dire che dobbiamo assolutamente regolarci, ma non significa che non si va avanti, significa che il calcio ci sta facendo capire che è molto attento alle dinamiche. Calcio siciliano, girone A, girone B di eccellenza, sussulti, sì, qualcosa c'è stato, considerazioni, qualcosa la diremo. Io vado sempre un po' a sbirciare, no, sulle dichiarazioni del post gara del lunedì mattina o del lunedì pomeriggio e ci sono 2 cose che mi hanno un po' allertato la curiosità. Uno,
già la progettualità del fatto che hai un campo che non puoi fare la Serie D, e questo è il caso del Dattilo Noir. Di fatto oggi vengono fuori delle dichiarazioni dove l'amministrazione comunale è attenta e potrebbe essere pronta ad intervenire. Ecco, io pongo il potrebbe perché quando usciamo con queste dichiarazioni non dobbiamo assolutamente essere e ignorare che la politica con lo sport sono due cose assolutamente opposte. I tempi soprattutto, non l'aspetto di volontà, di disponibilità, ma i tempi. I tempi non sono uguali, la politica oggi è assolutamente un mondo impervio e un incubo. Giustamente gli amministratori non possono dire mai e non diranno mai la verità su questa cosa, che non possono dire non possiamo fare nulla perché abbiamo delle assolute priorità. Cioè oggi i comuni sono quasi il 70% in dissesto, in default, quindi non potranno mai dirti che io ho 100.000 euro pronti, 150.000 euro pronti per darteli per rinnovare la struttura. Magari, cioè sarei io a farmi il viaggio per andare a vedere e raccontare da blogger questa storia fantastica, perché poi diventa una storia fantastica. Quindi Dattilo è avviato a vincere il campionato e lo sta facendo con merito. L'Acragas da imbattuta raggiunge a pari metro in classifica il Canicattì. E l'altro piccolo passaggio che mi sono permesso di andare a incuriosirmi è che tutte le domeniche diamo la colpa agli arbitri che non sono preparati e sono la maggior parte siciliani. Quando mi sento e mi leggo io preferisco gli allenatori e gli arbitri siciliani, a me lascia sempre la contraddizione. O lo diciamo sempre o non lo diciamo più. Cioè io mi preparo in Sicilia, studio in Sicilia e poi vado a lavorare fuori. Ma non è che perché in Sicilia mi hanno preparato meglio, sono io che mi sono preparato adeguatamente per andare poi, oppure lavoro in Sicilia ed è il mio merito. Chi viene da fuori, viene in Sicilia, si è formato fuori, ma porta il suo merito individuale nel nostro territorio. Questa cosa degli arbitri, sempre lì a dire che è la colpa, che è comunque, dovremmo finirla. Non sempre è colpa degli arbitri. Non diamo mai merito a un aspetto degli avversari, non diamo mai un demerito all'atteggiamento del singolo, all'atteggiamento che comunque la domenica inizia a pesare anche il fatto dell'impegno, c'è l'energia di rincorrere, non si dice mai che rincorrere è sempre una fatica in più, che magari è partito male l'ideale, intanto quando facciamo 8 risultati utili consecutivi diciamo grande magia, quando poi vedi che come la volpe non raggiunge l'uva e allora e questo è un po' l'aspetto che mi ha proiettato la curiosità nel girone di eccellenza. Il girone B di eccellenza subito al vaglio, di fatto la voglia di poter andare avanti. Ci sono molte squadre che in questo momento stanno già per raggiungere l'obiettivo. A questo punto io faccio una premessa. Noi ogni anno parliamo di social, culturali, sport, giovani, che è il calcio, che è la proposta, che è il settore giovanile, ma adesso per quelli che non hanno più obiettivi, quanti under metteranno in campo? Quanti ragazzi gli faranno fare quel minutaggio che serve? Gli uomini li crescono i genitori, lo sport forma personalità. Mi permetto di dire questo perché lo vivo lo sport e non solo il calcio. Caratteriale è la cosa, quindi per fare l'atleta, per metterlo in mostra lo devi mettere dentro il suo campo di battaglia, che possa essere calcio, podismo, è solo così che fai l'esperienza e non perché ci inventiamo delle cose. Poi c'è chi ha un impatto timoroso, chi ha l'energia, chi è agonista, chi vive di adrenalina. Per chi magari oggi già ha raggiunto i famosi punti salvezza, cosa pensate di fare? E sempre nell'ambito del nostro calcio siciliano, quindi parlo del dilettantismo, perché questo è il mio ruolo, stop, fermatevi dai comunicati. È la società, è il presidente, è Tizio, è Caio, il territorio non si avvicina. Le promesse non si fanno, è vero, ed è bruttissimo. Ma porca miseria raga, ancora cadete nel tranello delle promesse? Ma quando adesso si svuotano gli spogliatoi, perché sa che il calciatore dilettantistico non è garantista di un fattore di emolumenti e non te lo dice nemmeno che è andato via un mese fa, perché non mi fate quel comunicato? O perché sono andati via i dirigenti? Qual è il motivo per cui poi si rimane da soli?
il territorio non si avvicina perché non c'è garanzia di continuità, ragazzi, cioè non ci prendiamo per i fondelli. Il territorio sa che forse se duri 7 mesi è il massimo, e quindi io perché azienda devo credere in qualcosa che non esiste? Io credo nella mia azienda, che ti presenta e dice ho 20 anni di attività, e questa è la continuità. Poi per quanto riguarda i risultati, giusto che Pasquale Ferrara poi nei verdetti dice che Giarra e Palazzolo non raggiungeranno la corsa per la vittoria della Serie D. Cacchio, qui mi scorre l'acqua. Mister, l'acqua calda l'abbiamo scoperto un po', i numeri non sono un dato che, tanto per dirli, i numeri sono una realtà, lo sappiamo che queste due squadre non potranno mai raggiungere la Serie D, ma sai perché? Perché tu e il Paternò non sarete in grado mai di avere uno sconquasso tale che loro possano superarvi in classifica. A te interessa, così come al Paternò, lo scontro diretto. In questo momento questo distacco del Paternò è tale, quindi la corsa la sta facendo voi due. Per quanto riguarda i playoff c'è un Ragusa che tiene in qualche modo, fa le prestazioni, preferirei magari ripeto, cioè la criticità mia sono i comunicati, cioè questi comunicati di questo periodo lasciano il tempo che trovano. E c'è questa corsa con i rosolini e il Ragusa per il terzo posto. Poi il quinto posto è una sfida tra Palazzolo e Giarra che secondo me si concluderà nell'ultima partita di campionato, perché c'è lo scontro diretto a Palazzolo. Palazzolo che compromette la sua stagione anche nella continuità, anche nella voglia visiva di fare qualcosa con la sconfitta dell'Enna. Un Palazzolo compassato in campo, ecco il termine giusto, compassato. Cacchio, l'Enna gli viene fuori un bel colpo da bingo perché vince col Palazzolo e è una magia, ma si rimette in corsa totalmente per una salvezza che sembra lontana, le famose 1000 miglia, no? Quindi da un Desert Storm a un germoglio, e questa è la cosa bella comunque del calcio, che la chiudo così, fin quando la matematica ti dà ragione tu non potrai dire che hai compromesso o hai fallito una stagione. Ciao dal Monti! Potrebbe essere una domenica interlocutoria, chissà, vedremo cosa succederà. Sicuramente la partita che si giocherà a Rosolini, tra città di Rosolini e Giarre, risulterà importantissima anche per la griglia playoff. A questo punto ci fermiamo, c'è la pubblicità, non cambiate canale, rientreremo in studio per parlare dei 4 gironi del campionato di promozione. E che è sta roba? È il futuro. Erba sintetica da terza generazione, il manto ha fatto un poliedile. Niente più sassi, niente più bue, niente più ragazzini che si sbucciano nei ginocchi, niente più vestiti. Ma che cazzo? Questo qua è la sporta. Dovete mordergli le camicie, abbaiare se necessario. Si devono cagare sotto quando vi guardano. La vogliamo vincere? Sta cazzo di coppa. Dai, raga! Prova a immaginare, qua tutto bello, verde, e il pallone che rotola preciso, senza quei rimbalzi improvvisi. Alla fine ci buttiamo dentro pure 2 campi da tennis e una piscina e fame il botto. Stai a dire sul serio? All'età tua tutti volevamo fare i calciatori, non sei speciale. I bambini guardano il pallone come una
una sfera di cristallo. Ci leggono dentro un futuro da star, ma la ricerca nel business delle scuole calcio evidenzia che solo 1 su 5.000 arriva in Serie A. Guarda che sono 30 anni che te alleni una squadra dei ragazzini e non ha vinto mai cazzo, manco la coppa! A me mi piace la tela, lo sporco, e il polverone, tutti sti graffi che ti si appiccicano addosso. Sto sport è nato sulla tela. Rientrati in studio, amici di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, noi siamo quelli che parliamo del calcio dilettantistico, dal campionato di Serie D sino al campionato di prima categoria, anche se come ho detto proprio in apertura la prima categoria questa settimana non ha giocato, ritornerà comunque in campo compatta domenica prossima. Partiamo subito con il campionato di promozione, subito il girone A. Ottava giornata di ritorno, questi risultati per quanto riguarda il campionato di promozione girone A. Dolce Onorio Folgore batte Camarat 3-0, Unitas Sciacca batte Casteldaccia 1-0, Città di Casteldaccia batte Gattopardo 3-1, Lascari batte Villabate 2-0, Albatros Lercara Nissa 2-2, Bagheria Città di San Vito Lo Capo 1-0, Casteltermini Mazzarese 0-0, Empedoclina batte Partini Caudace 3-2. In classifica vincono sia l'Unitas Sciacca che il Dolce Onorio Folgore, mentre finisce in parità il big match tra Casteltermini e Mazzarese.2. Guardiamo la classifica: Unitas Sciacca 53, Dolce Onorio Folgore 52, Casteltermini 49, Mazzarese 46, Albatros Lercara 40, Empedoclina 37, Casteldaccia 32, Lascari 31, Nissa FC 30, Città di San Vito Lo Capo e Partini Caudace 27, Bagheria 25, Città di Casteldaccia 23, Camarat 19, Villabate 14, Gattopardo 7. Vittoria 1-0 fuori casa dell'Unitas Sciacca a Casteldaccia, vittoria che permette alla squadra di Sciacca di rimanere da sola al primo posto in questo girone A del campionato di promozione. Alle sue spalle incombe comunque la forza del Dolce Onorio Folgore Castelvetrano, ma da non sottovalutare neanche la determinazione sia del Casteltermini che della Mazzarese.2. E adesso voltiamo pagina, parliamo del girone B. Tutto come previsto nel girone B, vincono sia Igea 1946 che Acquedolci. Ma guardiamo i risultati. Si è giunti all'8ª giornata di ritorno. Gioiosa Castelluccese 3-1, Acquedolci batte Stefanese 5-0, Igea 1946 batte Profalcone 3-0, Merì batte Gangi 1-0, Due Torri batte Torrenovese 2-1, Nuova Rinascita Acquedolcese 1-0, Rocca di Capreleone, Supergiovane Castelbuono 1-1, Sant'Angiolese batte Sinagra 4-0. In classifica tutto è immutato rispetto a 7 giorni fa, Igea 1946 58 punti, Acquedolci 55, Sant'Angiolese 46, 41 per il Due Torri, 36 Acquedolcese, 33 punti Gioiosa e Rocca di Capreleone, 32 per il Sinagra, 30 per Gangi e Castelluccese, 27 Nuova Rinascita, 24 Profalcone, Merì e Supergiovane Castelbuono 20 punti, 17 Torrenovese, 13 punti per la Stefanese.
Igea 1946 e Acquedolci non mollano, in questo momento sono distanziate di 3 punti, in testa abbiamo la squadra di Furnari che si sbarazza con un perentorio 3-0 del Pro Falcone. Guardiamo il servizio. È la sfida più attesa della giornata, la gara che mette di fronte due squadre costruite per raggiungere obiettivi differenti. Per una squadra infatti vincere oggi significherebbe confermarsi in testa al girone, per l'altra invece allontanarsi ancora di più dalla zona rossa della classifica. Dallo stadio Dal Contres Barone, Igea 1946 Pro Falcone per la 23esima giornata, l'ottava di ritorno del girone B di promozione. Partiti proprio in questo istante, seguiamo però proprio questo calcio di punizione a favore dei padroni di casa sul punto di battuta. Mondello che va col mancino a cercare il colpo di testa di Tricamo, palla che rimane lì, poi il tentativo di Sciotto, c'è la parata del portiere Drago, la spada, Paludetti per Genovese, tutto di prima. La manovra dei giallorossi, c'è Maisano che va sul fondo, la mette al centro, la deviazione sotto misura di Giuseppe La Spada, pallone incredibilmente alto sopra la traversa. Un campionato questo di promozione che comunque si sta rivelando davvero molto avvincente con questo duello tra l'Igea e appunto l'Acquedolci. Intanto il pallone dentro per Paludetti che è in posizione regolare, il destro e la parata del portiere Crifò per Genovese. Riesce a servire molto bene Mondello che resta la sua corsa, poi col mancino parte il cross per Genovese al volo, pallone alto sopra la traversa al 19esimo. Crisafulli passa in mezzo a due avversari, entra in area di rigore, finisce giù, fischia il direttore di gara, ci sarà cartellino giallo ma per l'attaccante falconese che non protesta nemmeno. L'apertura per Mondello, il suo traversone per Giuseppe La Spada che finisce giù. Questa volta decide il direttore di gara per il calcio di rigore, quindi penalty alla mezz'ora di gioco nel corso del primo tempo. Il fischio del signor Mattaceraso, rincorsa camminata di Marco Paludetti che va col destro, la conclusione, la parata del portiere Drago. E allora l'Igea che tenta di colpire con il cross dal fondo, pallone che rimane lì, il colpo di testa di Paludetti, si riscatta immediatamente. Il numero 7 barcellonese sul cross dal fondo è riuscito a colpire di testa da distanza ravvicinata e questa volta per il portiere Drago non c'è stato nulla da fare. Marco Paludetti fa 1-0 per l'Igea e gol numero 16 in campionato per l'ex centravanti del Camaro. Fischia Mattaceraso, parte Virgilia che va direttamente in porta in due tempi, lo Monaco. Tanto palla che rimane lì, Paludetti si gira e calcia col destro, c'è una deviazione, ci sarà quindi corner. Giuseppe La Spada prova a puntare Pirri, gioco di gambe, va sul destro, parte il cross, palla che rimane lì, Paludetti, il controllo, la conclusione, la parata del portiere Drago. Mondello rientra sul mancino, fa fuori due avversari, ancora Mondello, poi arresta la sua corsa, serve Genovese che la scarica per Paludetti, il colpo di testa, pallone di poco alto sopra la traversa. Matteo Alessandro viene fermato però da Chiofalo che lancia subito sulla corsia mancina. Mondello è più veloce di tutti, il numero 11 rientra sul mancino, va in area di rigore con l'esterno, serve Aveni che calcia a rete, il raddoppio dell'Igea, 2-0 per la formazione barcellonese. Il gol è del neoentrato Fabio Aveni che alla prima occasione ha quindi messo la firma sul risultato, su questo match. Grande merito però va dato ad Alberto Mondello che ha lavorato un pallone davvero al bacio sulla corsia sinistra. Quanto riguarda i gol messi a segno da Aveni, con questo salgono a 3 in campionato. Dalla bandierina parte Mondello col mancino, va sul secondo palo a cercare Giuseppe La Spada che calcia a rete al volo e poi Maisano da due passi la mette dentro. Ancora in gol quindi l'Igea quando i minuti sono 70. 3-0 per i padroni di casa, questa volta a segnare è stato Giuseppe Maisano. Per Maisano invece le reti in campionato salgono a quota 3. Genovese può andare ancora in area di rigore, va sul mancino, carica la conclusione, subito l'intervento del neoentrato Bregu. Genovese è in posizione regolare, entra in area di rigore, prova il destro,
ci mette il piede il portiere Brego e manda in calcio d'angolo, ma non c'è più tempo. Triplice fischio del signor Mattaceraso, vince dunque l'Igea per 3-0, si conferma in testa alla classifica del girone B di promozione con 58 punti e mantiene le 3 lunghezze di vantaggio. Sulla più immediata in seguitrice l'Acquedolci, mentre il Pro Falcone rimane al 12° posto con 24 punti e adesso ha 4 lunghezze di vantaggio sulla zona playout. Soltanto la Sant'Angiolese tiene il passo di Igea 1946 e Acquedolci. Vince in casa 4-0 e continua a sperare di agganciare la zona dei playoff. Vedremo cosa succederà già dalle prossime domeniche. Voltiamo pagina, adesso parliamo del girone C del campionato di promozione. Passo falso dell'Aci Sant'Antonio nel girone C del campionato di promozione, pareggia in casa del Real Aci, ma non ne approfitta il Milazzo che addirittura cade in casa contro il Messana. Guardiamo il tabellino. Atletico Messina batte Valdinisi 3-1, Gescal batte Villaggio Sant'Agata 4-1, Ciclope Bronte batte Sporting Viagrande 3-1, Città di Calatabiano batte Palagonia 2-1, FC Motta batte Sporting Taormina 3-0, Ionica batte Città di Misterbianco 1-0, Real Aci Sant'Antonio 1-1, Messana batte Milazzo 2-1. Guadagna un punto dunque l'Aci Sant'Antonio nei confronti del Milazzo dopo aver perso lo scontro diretto 7 giorni fa. In testa abbiamo proprio l'Aci Sant'Antonio con 57 punti, Milazzo 48, Ionica 46, Atletico Messina 42, FC Motta 41, Sporting Taormina 38, Città di Calatabiano 35, Real Aci 27, Gescal 26, Messana 24, Ciclope Bronte, Palagonia e Sporting Viagrande 23, 22 per il Valdinisi, 18 Città di Misterbianco, 13 punti Villaggio Sant'Agata. Ed iniziamo con la vittoria 2-1 dell'Atletico Messina nei confronti del Valdinisi. Garda Sport di Mili Marina, 23° turno del campionato di promozione siciliana per il girone C. Un Atletico Messina in cerca di continuità di risultati dopo l'ultima vittoria in zona Cesarini targata a Samuel Portovenero contro lo Sporting Taormina. Ospitava la Valdinisi di mister Nello Miano, invischiata invece nelle zone basse della classifica. In maglia bianca con inserti azzurri l'Atletico Messina, formazione della Riviera Ionica invece che si presenta in verde con inserti rosso-blu, reduce anche da una rocambolesca vittoria casalinga per 3-2 contro il Ciclope Bronte. Grazie alle immagini al montaggio a cura di Mirko Giacopello possiamo dunque passare a raccontarvi del film di questa sfida con l'Atletico Messina che gestirà il primo possesso attaccando da sinistra verso destra dei vostri videoschermi. Dopo 7 di gioco il primo tentativo centrale di Giuseppe Quintoni da calcio piazzato, lo stesso Quintoni ad avviare l'azione. Un minuto più tardi la sventagliata parabolica a servire Riccardo Libro da buona posizione, calcia addosso a Simoni. Al 14° è Libro a inventare mandando sul fondo Fabio Campo, palla a rimorchio, resta lì la sfera. Bonanno non riesce nel tentativo di deviazione, si rifarà ben presto il capitano biancazzurro avviando l'azione, mandando sul fondo Riccardo Libro, gioco di gambe di Libro, palla dentro la palla, resta lì per Tiziano Bonanno che al 17° porta in vantaggio un Atletico Messina tirato a lucido dalla nuova guida tecnica, calcio champagne al Garda Sport di Mili Marina. 3 minuti più tardi infatti il cambio di gioco di De Marco per Riccardo Libro, arriva dalle retrovie il Re Leone Franco Lacorte che al 20° fa Atletico Messina 2 Valdinisi 0. Archivia la pratica già nei primi 20 minuti la compagine di mister Luigi D'Alessandro, prova a reagire quella invece di Nello Miano con Brigandi che si divora l'occasione che avrebbe potuto riaprire la gara. Minuto 29, palla di Cintorino per Munafo che calcia dalla lunga distanza, si spegne però a fondo campo il suo tentativo col destro. Alla mezz'ora lancio lungo di Riccardo Libro che pesca Ciccio Lacorte, inarca la schiena Franco Lacorte, subentra in area di rigore Franco Lacorte, 3-0 servito, doppietta del numero 9 Simoni, battuto per la terza volta. Archivia la pratica nella prima mezz'ora un Atletico Messina che mostra i muscoli dinanzi a un inerme Valdinisi che prova a reagire al 35° con la punizione di Romeo, ribattuta dalla Fauci sui piedi di Davide Principato che gonfierebbe la rete, ma l'arbitro ferma tutto per fuori gioco, anche se dal nostro fermo immagine sembra Franco Lacorte a tenere in gioco il numero 9 di mister Miano. 39° doppio
raddoppio, cartellino rosso per un battibecco tra Riccardo Libro e Carlo De Mestri. Si continua in 10 contro 10, segue solo il duplice fischio del direttore di gara. Un Atletico Messina in forma smagliante e sin qui alla meglio della Valdinisi per 3-0 grazie alla doppietta di Franco Lagorte e alla rete. L'iniziale vantaggio siglato da Tiziano Bonanno. Passiamo allora con le nostre immagini al film e la ripresa. Non cambierà lo spartito di questa sfida col tentativo di Quintoni controllato con lo sguardo da Simone al 54esimo. Lancio lungo di riposo per il taglio profondo di Brigandì che scarta la Fauci, viene però murato da Daniele Morabito, resta lì sulla linea il pallone, la Fauci lo tira fuori, arriva dalle retrovie Davide Principato a riaccendere un lumicino di speranza per la Valdinisi, porta velocemente il pallone in zona mediana, inizia la girandola di gambi per i biancazzurri, dentro Princi per un grande Ciccio Lagorte al 68esimo, cerca gloria personale Giuseppe De Marco, il tentativo da distanza siderale viene deviato però in corner al 70esimo, serpentina di Fabio Campo, anch'esso tirato a luce dalla nuova guida tecnica, il suo fendente però si spegne alla sinistra della porta difesa da Simoni, si rivede in campo Giuliano Calapà in luogo di Fofana, all'80esimo anche il tempo di Tonino Mento che prende il posto di Tiziano Bonanno, 81esimo il tentativo di Brigandì neutralizzato senza problemi da Nino Lafauci, 85esimo staffetta tra i gemelli De Marco, entra Giovanni, esce Giuseppe. Sul gongo all'occasione Pasquale Princi di rendere il risultato ancora più rotondo, ma lo sciupa clamorosamente a tu per tu con Simoni. E questa l'ultima emozione di questa sfida, triplice fischio del direttore di gara, game over al Garda Sport, Atletico Messina si impone sulla Valdinisi per 3-1, la doppietta di Franco Lagorte, l'iniziale vantaggio di Tiziano Bonanno e la rete del definitivo 3-1 di Davide Principato, seconda vittoria consecutiva per mister Luigi D'Alessandro che sembra aver toccato i nervi giusti ai propri giocatori. Scontro dal sapore playoff allo stadio comunale di Motta Sant'Anastasia, vittoria dell'FC Motta 3-0 nei confronti dello Sporting Taormina. Sfida dal sapore playoff al comunale di Motta dove i padroni di casa ripropongono la maglia biancorossa, avversario è lo Sporting Taormina degli ex Davide Ardizzone e Gaetano Di Mauro. Quinta e sesta in classifica di fronte. Motta senza successi da 180 minuti, che parte subito col piglio dell'intraprendente. Tedeschi appoggia a Montalto, Garozzo da invitante posizione, manca il collo pieno. Al 15esimo Garozzo, giro palla su Maesano, va largo per Luca che temporeggia per inventarsi qualcosa di straordinario, estrae dal cilindro una prodezza, strappa applausi. Federico Luca ritrova il gol, e che gol, il quinto personale in campionato, 1-0 per il Motta sullo Sporting Taormina. La gara è sbloccata nell'immediato, il pallone che va a infilzarsi sotto l'incrocio dei pali, un vantaggio meritato quello biancorosso, un tentativo di allungo, poco dopo punizione di Basile, testa di Romano, c'è poca forza nel pallone, trascorre un quarto d'ora senza segnalazioni da taccuino, la palla è di Montalto in mediana, proprio Capilli, subito in evidenza, va al cross dalla fascia di competenza, pasticcio di D'Arrigo, Lele Garozzo non si lascia sfuggire l'invito a nozze ed è il 2-0 per il Motta, errore clamoroso in difesa dello Sporting, zampata puntuale di Garozzo ed è il bis al tramonto del primo tempo, il vento che soffia su Motta Sant'Anastasia, il vento che accompagna l'entusiasmo per questo Cin Cin sotto il castello, gol numero 12 in stagione per Garozzo. Provano a scuotersi i biancazzurri che però non vanno oltre questo tiro di Scuderi sugli sviluppi di un angolo in chiusura di primo tempo. E poi nella ripresa velleità di Missale frenate da uno strepitoso Gabriele Amore. Motta che non rischierà se non per un episodio a ripresa abbondante che invece deve fare i conti con un episodio beffa al 22. Garozzo su calcio di punizione, traiettoria intercettata da Di Benedetto, la palla forse è dentro, quell'istantanea da finale incubo con l'Aci Sant'Antonio di 15 giorni fa, torna a modi fantasmi del passato, Motta vicinissimo al tris. Non rilevano nulla sia l'arbitro Buonasera di Enna sia il primo assistente Donzello di Siracusa e così si prosegue. Spazio ai cambi, dentro Platania, fuori il Romano, dentro Conigliello e finisce qui la partita di Capilli che ha propiziato il gol del raddoppio, il tutto esattamente a metà del secondo tempo. Attenzione al 28esimo, Miceli lungo su Ardizzone che crolla in aria, contatto falloso con Coniglio, dice Buonasera, e calcio di rigore per lo Sporting Taormina. Irremovibile il direttore di gara e allora Emanuele prova a far valere la sua esperienza dagli 11 metri. Tabascio 1 e 2, doppio intervento da numeri 1. Alessio Tabascio che respinte, freddo, insormontabile, vuole la porta inviolata e ci riesce Tabascio. Taormina con le polveri bagnate in questo sabato pomeriggio, è solo calcio d'angolo. E allora è sempre il Motta a riproporsi, corner di Basile, palla che al limite, giunge a Maesano, pungente il tiro, Di Benedetto c'è.
Nicolosi vede partire Garozzo che inizia un dialogo con Maesano. Garozzo si sgancia a destra, chiude il triangolo per la corrente Cosimo Montalto e fa il 3-0 il capitano. E il nono centro stagionale per il numero 10 dei biancorossi, un bel regalo a chi in questo sabato 22 febbraio ha compiuto 26 anni, ovvero Marco Maesano. Spazzato lo Sporting Taormina e allora Motta che ritrova i 3 punti e il sorriso. Domenica a Nizza sarà ospite del Valdinisi che di contro è in lotta per salvarsi. È evidente che oggi era una finale per rimanere agganciati al treno playoff. Ci sono ancora 7 partite, noi dobbiamo fare la corsa su noi stessi, dobbiamo cercare di fare il massimo dei punti in queste 7 partite e poi alla fine tireremo la linea e vedremo dove siamo arrivati. Allenandoci ogni giorno e ogni settimana per come abbiamo fatto questo, sicuramente la concentrazione e la determinazione vengono da sole. Ogni partita è una finale e sicuramente dobbiamo giocarle tutte per arrivare al nostro obiettivo. E veniamo adesso alle prime 2 squadre in classifica. Iniziamo dal pareggio fuori casa dell'Aci Sant'Antonio contro il Real Aci. 21 giornate senza sconfitte, poi uno stop contro il Milazzo tra le mura amiche. L'Aci Sant'Antonio deve difendere a tutti i costi la distanza sulla formazione di mister Caragliano. Il 23esimo turno del raggruppamento C vede la formazione di mister Torrisi rendere visita a Real Aci di mister Arciprete, che nell'ultimo turno ha perso per 2-1 sul campo del villaggio Sant'Agata. Ovviamente l'Aci Sant'Antonio è la grande favorita di giornata. Tutto pronto per il film del primo tempo che ci apprestiamo a raccontarvi grazie alle immagini a cura di Angelo Cantaro. Passano 5 minuti, subito un episodio chiave perché Finocchiaro lancia costa tu per tu con Gulisano, travolge il portiere, l'attaccante di mister Arciprete, rosso diretto per farlo da ultimo uomo. Questa la scelta del direttore di gara e allora resta in 10 uomini l'Aci Sant'Antonio al posto ovviamente di Romeo. Oggi sfortunata la prestazione del terzino che dovrà subito uscire. Entra il giovane Evento che viene impegnato da Sottile sul calcio di punizione. Al 12esimo si affaccia in zona spina anche l'Aci Sant'Antonio, pallone di Orofino che pesca Aleo in area di rigore, stop e conclusione verso la porta. Facile la parata per il numero 1 del Real Aci. Al 21esimo ancora un tentativo da fermo per la formazione di mister Torrisi con Sinatra dalla destra sul secondo palo, tentativo di deviazione di Borzi, traversa dell'Aci Sant'Antonio che nonostante l'inferiorità numerica sta mettendo sotto scacco la formazione di mister Arciprete che si fa vedere però in zona offensiva. Calcio d'angolo, grandissimo il colpo di testa da parte di Pennisi che però trova un super vento sulla sua strada. 32esimo Sottile stavolta fa tutto da solo, salta 2 avversari, cerca questo destro in 2 tempi il portiere Vento. Scorriamo fino al 33esimo perché c'è Sinatra che prova a servire Borzi in area di rigore in un rimpallo con Cannella, poi vorrebbe un calcio di rigore. Borzi in questo caso il gioco è fermo quando Aleo mette la sfera in rete. Rivediamo qui a rallenti, non c'erano gli estremi per il calcio di rigore, giusta la decisione del direttore di gara in questo caso. Al 39esimo calcio di punizione battuto veloce da Orofino, il pallone di De Carlo, l'uscita di spina un po' avventata, Borzi ha tutta la porta davanti ma non riesce a inquadrare lo specchio. 0-0 al polivalente 10 Catena quando arriva il 45esimo rosso dopo 5 minuti a Gulisano, partita che possibilmente è compromessa in casa Aci Sant'Antonio che comunque si è resa pericolosissima in zona spina. Partiamo col film della ripresa, 57esimo calcio di punizione affidato a Sottile sull'out mancino. Il pallone viene messo dentro con il destro, un paio di rimpalli, c'è confusione, forse un fallo in attacco, arriva la deviazione di Spada e il gol del Real Aci che sblocca dunque il risultato e fa 1-0 tra le proteste e l'Aci Sant'Antonio indemoniati. I calciatori biancazzurri che volevano la carica sul numero 12 su Vento, intanto festeggia il Real Aci tra le proteste. Occhio perché scatta il secondo rosso di giornata, viene sventolato all'indirizzo di Porto, dunque Aci Sant'Antonio in 9 uomini, ghiotta chance per il Real Aci che però deve difendersi con questa chance ancora in avanti. Sinatra per Aleo, la sfera arriva ad Orofino, prova una conclusione, una seconda poi con il destro, il pallone però troppo alto sopra la porta difesa da Spina. Al minuto 66 prova a chiuderla in contropiede il Real Aci con Costa, libera la corsa sulla sinistra da parte di Padanè, c'è Finocchiaro tutto solo sul secondo palo, Padanè entra in area di rigore, Padanè qualcosa a metà fra un tiro e un cross da dimenticare. Il nervosismo coinvolge anche le panchine, viene allontanato un dirigente del Real Aci quando la formazione di mister Arciprete può orchestrare una
una nuova ripartenza con Sottile. C'è Costa sulla sinistra, lo vede Sottile, il numero 9 stoppa il pallone con il mancino, prova a crossare sul secondo palo, Finocchiaro ancora all'indietro per Sottile che prova a ridarla a Finocchiaro che però perde il tempo, viene tutto chiuso da un puntuale intervento da parte di Sardo. Cambi per mister Torrisi, entra Giuffrida, esce De Carlo a minuto 76, punizione per l'Aci Sant'Antonio che vuole a tutti i costi il pareggio. Sinatra ci prova col destro, lo manda però alto sopra la traversa. 77esimo, occhio a Orofino che qui va a ringhiare a centrocampo, passa sul diretto avversario, può scaricare sulla destra dove c'è Aleo che decide di far partire una cannonata. Spina, miracoloso, in questo caso l'azione prosegue, Borzì cerca ancora sul secondo palo, la chiusura di Aleo che però viene contratto nell'occasione, non riesce ad arrivarci. Qualche problema per il neoentrato Giuffrida, al suo posto Danilo Gulisano, rimessa laterale da parte di Laudani, passa Sinata sulla destra, mette dentro, clamoroso, ancora una traversa per l'Aci Sant'Antonio. Ricordiamo 2 uomini in meno, un gol da recuperare, sta mettendo a ferro e fuoco la difesa del Real Aci, tanto pressing che porta all'espulsione da parte di Salemi, per lui secondo giallo, e il direttore di gara allora va a esibire il terzo rosso di giornata. Da una parte 10 uomini, dall'altra 9 minuti infuocati, quelli finali. Sinatra, calcio di punizione, colpo di testa da parte di Laudani che sfiora solamente il palo quando tutto sembra ormai compromesso. Borzinera di rigore, viene steso, calcio di rigore, occhio perché proprio al 90esimo l'Aci Sant'Antonio ha la ghiotta chance di trovare il pari. Nel frattempo viene espulso anche mister Torrisi. Orofino non sbaglia, batte il portiere Spina che può solo intuire, angolatissima, la conclusione del centrocampista con la numero 4 che rimette il pallone veloce a centrocampo. L'Aci Sant'Antonio adesso ci crede, sarebbe una rimonta clamorosa. Borzì destro a giro, Spina vola, allontana il pericolo, triplice fischio, è successo di tutto amici della Wii Sport. 2 gol, un calcio di rigore, 3 espulsioni, si conclude per 1-1 Aci Sant'Antonio Real Aci e adesso il Milazzo può accorciare fino a -6. Un cordiale saluto e alla prossima. Pareggio al Fulmicotone per l'Aci Sant'Antonio, ma non ne ha approfittato il Milazzo che addirittura perde in casa contro il Messana. L'impresa della 23esima giornata del girone C di promozione la firma la Messana che con una prova di carattere espugna il Marco Salmeri, infliggendo alla vice capolista Milazzo la seconda sconfitta casalinga del campionato. Vittoria pesantissima in ottica salvezza per la squadra guidata da Michele Lucà che si porta momentaneamente a +2 sulla zona play-out. Dall'altra parte invece i mamertini perdono l'occasione di avvicinarsi alla capolista Aci Sant'Antonio che allunga a 9 i punti di vantaggio sui rossoblù. Gara che si mette subito male per la Messana che dopo pochi minuti perde per infortunio Crucitti con il tecnico Lucà costretto a ridisegnare l'assetto tattico inserendo al suo posto Spadaro. Poi il Milazzo prova a colpire, tenta Paolo Genovese con 2 conclusioni, la prima viene bloccata centralmente dal portiere peloritano, la seconda dal limite dell'area costringe l'estremo ospite agli straordinari. L'episodio però che cambia la partita al minuto 42 quando il difensore di casa Leo a terra in area di rigore Pintabona con il direttore di gara il signor Russo di Acireale che non ha dubbi e indica il dischetto ammonendo per la seconda volta Leo e quindi Milazzo costretto a giocare in 10 contro 11. Sul dischetto per la Messana si presenta lo specialista Brancati che va col destro e batte il portiere Scibilia facendo così Milazzo 0 Messana 1 e gol numero 5 in campionato per l'esperto Brancati. Con le nostre immagini siamo già nel secondo tempo, una ripresa che si apre subito con il tentativo da parte di Sciliberto che alza troppo la mira, pallone che finisce alto sopra la traversa. Poi la Messana ha 2 occasioni per andare al raddoppio, prima con la punizione di Brancati che trova la deviazione del neoentrato Ragusa che si salva anche con l'aiuto della traversa e poi Velardi che dalla sinistra entra in area e calcia col destro e il pallone che finisce a fil di palo. Il numero 11 della Messana però si riscatta pochi minuti più tardi quando, servito perfettamente in area da Di Vincenzo, anticipa in uscita il portiere Ragusa e col destro mette alle sue spalle il pallone che vale il raddoppio, quindi 2-0 per la Messana e primo centro in campionato per il numero 11 peloritano. Il 2-0 galvanizza la formazione ospite che prova anche ad andare sul 3-0, c'è Di Vincenzo che conclude col destro, Ragusa si supera e mette in corner. Poi nel finale il Milazzo prova a rientrare in partita, Matinella da pochi passi sull'angolo trova però la parata centrale del portiere, poi tocca anche a Paolo Genovese che calcia col destro, c'è una deviazione, la palla finisce in
corner, ma al minuto 89 il Milazzo rientra in partita con la girata sotto misura da parte di Razà, che anticipa il suo diretto marcatore, mette alle spalle dell'estremo perolitano il pallone dell'1-2 per Rosario Razà, e la rete numero 10 in campionato. Nel finale il Milazzo si getta in avanti alla ricerca del pari, c'è la protesta da parte di Genovese che vorrebbe il calcio di rigore per un presunto tocco di mani in area di Scimone. Il direttore di gara lascia giocare lo stesso Genovese a reclamare un altro penalty al 95esimo per un presunto contatto da parte di Lavecchia, ma anche in questa occasione il fischietto acese lascia giocare. Poi non succede più nulla, finisce dunque 2-1 per la Messana, che centra così la 7ª vittoria in campionato, la 3ª fuori casa, inanella inoltre il 5º risultato utile consecutivo e si porta a +2 sulla zona play-out, mentre il Milazzo rimane in seconda posizione con 48 punti e mantiene adesso le 9 lunghezze di svantaggio dal capolista Aci Sant'Antonio. Tutto da rifare dunque per il Milazzo, che dovrà continuare ad inseguire l'Aci Sant'Antonio, ma dovrà anche guardarsi alle spalle, perché l'incalzare della Ionica è preoccupante. Voltiamo pagina e adesso chiudiamo il campionato di promozione con il girone D. Vince il Siracusa, mentre pareggiano le due inseguitrici Pozzallo e Megara Augusta. Guardiamo il tabellino di questa 8ª giornata di ritorno. Don Bosco 2000, Megara Augusta 0-0. Frigentini batte RG 3-0. Caltagirone batte Atletico Scicli 3-0. Città di Comiso batte San Paolo Priolo 2-0. Vittoria fuori casa dell'Arberina, Leonforte per 1-0. Modica Calcio batte Floridia 1-0. Siracusa batte Sporting Eubea 2-0, pareggio tra Virtus e Pozzallo 1-1. Siracusa in testa con 50 punti, però è anche vero che sono soltanto 3 i punti di distacco dal duo Megara Augusta e Pozzallo. Vedremo cosa succederà nelle prossime partite. Ci dobbiamo di nuovo fermare, tra poco rientreremo in studio, parleremo della prima categoria, ma soprattutto avremo modo di vedere un servizio interessantissimo dell'iniziativa RIA Management. Vi anticipo subito che noi di Penalty seguiremo in modo diretto questa nuova edizione del torneo di calcio giovanile Beppe Viola, avremo il nostro inviato e quindi vi racconteremo la straordinaria forza di questo torneo ormai ultra trentennale. E adesso parliamo di prima categoria in maniera molto limitata, perché come tutti ben sanno il campionato si è fermato già da 14 giorni, rientreranno tutte in campo domenica prossima, pertanto vi do lettura soltanto del tabellino delle partite che si disputeranno proprio domenica 1 marzo. Iniziamo subito con il girone A. Le partite che si giocheranno sono Castellammare Calcio Giardinellese, Real Menfi Città di Cinisi, Balestrate Iccarense, Fulgatore Erice Borgo Cia, Valderice Gibellina, Città di Carini Altofonte, riposerà il San Giorgio Piana. Per il girone B questi gli incontri di domenica prossima.
Città di Petralia Sottana Palermo Calcio Popolare, Real Casale Sporting Termini, Real Suttano Città di Petralia Soprana, Real Trabia Calcio Rangers, Rocca Palumba Città di Castellana, Valle d'Olmo Cerda Giuseppe Macina, riposerà la Resuttana. Per il girone C questi gli incontri: Furna di Portorosa Sfarandina, Futura Pro Tonnarella, Aquila Rodi Milici, Nasitana 3S Brolo, San Fratello Città di Galati, Stefano Catania Città di Mistretta, Umbertina Rosmarino. Anche il girone D scenderà in campo domenica prossima, domenica 1 marzo, questi gli incontri: Nuova Azzurra Juvelina 1958, Real Sud Nino Di Blasi Orsa Promo Sport, Robur Promende, Saponara PGS Luce, Academy San Filippo Monforte San Giorgio, Duilia 81 Casal Vecchio Siculo, Fiume di Nisi Sant'Alessio. Per il girone E questi gli incontri: Aci Bonaccorsi Pedara Calcio, Calcio Belpasso Zafferana, Giardini Naxos Atletico Mascalucia, Città di Catania RSC Riposto, Leo Soccer Castel di Judica, Riposto Calcio Mascalucia, Militello Val di Catania Belpasso FC. Per il girone F scenderanno in campo Città di Canicattini Santa Lucia, Mazzarone Calcio Pro Ragusa, Pachino Città di Francofonte, Rinascita Netina Portopalo, Vizzini Calcio Percicli. Riposano Atletico Santa Croce e Città di Chiaramonte. Ed infine per il girone G questo è il tabellino: Branciforti Agila, Villarosa Atletico Favara, Atletico Gorgonia Sant'Anna Enna, Barrese Nicosia, Città di Caltanissetta Master Pro Calcio, Libertas 2010 Ravanusa, Raffadali 2018 Gemini. Ritorneranno in campo domenica prossima tutte le squadre di prima categoria, domenica 1 marzo 2020. E adesso diamo spazio al servizio di Giuseppe Signorino, realizzato con la collaborazione di Play Village. Siamo stati presso il centro sportivo Verdi di Cannizzaro, dove opera la società dilettantistica giovanile Mascalucia San Pio X. È stato un modo anche per conoscere la metodologia di RIA Management. Management fa tappa ai Campi Verdi di Aci Castello Catania, un evento formativo che tocca tanti aspetti del calcio e che la RIA Management rivolge alla San Pio X, società che si occupa di calcio giovanile e che svolge l'attività proprio qui ai Campi Verdi. Andiamo a vedere di cosa si tratta attraverso le dichiarazioni dei nostri protagonisti e attraverso le nostre bellissime immagini che abbiamo realizzato in questa struttura. La nostra struttura parla di calcio, la cosa che mi interessa ribadire ogni volta che siamo in giro per l'Italia è questo, nel senso veniamo qui per fare sport, per osservare i ragazzi, per parlare con i mister, per cercare di interagire con loro in una maniera costruttiva, tanto che infatti come sempre quando noi ci muoviamo a livello formativo non andiamo a imporre o a far vedere l'esercizio, perché l'esercizio ormai è facilmente trovabile su qualsiasi canale social o qualsiasi, oppure andando su YouTube. Cerchiamo di interagire cercando di costruire dei principi
Ecco, la nostra idea è questa: le nostre società, le associate quindi all'International Academy, RIA Management Università del Calcio, devono sapere che siamo a disposizione per condividere dei principi calcistici su come noi vorremmo che i settori giovanili funzionassero nel nostro paese. E siccome c'è tanto da dire e siccome le idee sono tante, come questa società sta dimostrando, perché è veramente un piacere vedere con quanta passione e con quanta competenza questa società si muove sul territorio, società appunto gloriosa, come giustamente dicevi tu prima, oggi vuole ripartire e noi siamo completamente a loro disposizione per interagire con loro e costruire un nuovo modo, un nuovo sistema di parlare settore giovanile. Diciamo che in un certo senso lo facciamo in maniera teorica, senza dimenticarci che il calcio chiaramente si fa sul campo, quindi chiaramente i nostri corsi di formazione sono sempre dei corsi che uniscono la parte teorica e quella pratica, però ecco, la parola esperienza è quella che secondo me è quella più centrata. L'esperienza deve essere fatta dagli istruttori perché devono confrontarsi tra di loro e trovare gli strumenti migliori per fare del bene ai bambini. L'esperienza la devono trovare le società perché devono sapere che cosa stanno investendo e su che cosa stanno investendo, quindi i presidenti, i dirigenti, e l'esperienza la devono fare i bambini perché confrontandosi tra di loro anche con realtà diverse, penso per esempio ai nostri eventi nazionali che faremo in aprile, confrontandosi tra di loro troveranno chiaramente il calcio e riscopriranno il calcio anche sotto ottiche diverse, anche semplicemente sentendo un dialetto diverso, perché no? Il nostro è appunto un compito un po' particolare perché appunto serve come collante con quelli che sono i bambini, quindi far crescere questi bambini, interloquire con i genitori, far crescere questi bambini affinché appunto da grandi magari crescano e diventino magari possibilmente dei veri calciatori. Quindi tutte le varie esperienze che nascono con l'Università del Calcio, con tutto sport, con tutto campo, sono delle esperienze positive che formano appunto i bambini affinché crescano bene. Ecco, questa è la nostra mission, quella di far crescere bene questi bambini che ancora, essendo molto piccoli, devono formarsi sia a livello caratteriale che magari un giorno come calciatori. Quindi la nostra missione è appunto quella di far crescere bene questi bimbi che cresciamo dai 4-5 anni fino ai 20 anni, magari con uno sfogo in squadre più o meno professionistiche. Per noi, diciamo, avendo intrapreso questo progetto quest'anno, è di vitale importanza appunto la formazione non solo dell'individuo come giocatore, ma soprattutto la formazione di chi segue questi ragazzi. Quindi principalmente grazie all'aiuto dell'Università del Calcio a questa affiliazione di quest'anno stiamo riuscendo a creare un percorso formativo non tanto per gli alunni ma quanto per i mister. Quindi andare prima di tutto a istruire il mister su quelle che sono le condotte di buona educazione dei ragazzi, su quelle che sono tutta una serie di evoluzioni tecniche da seguire in campo, credo che sia la base per poter creare, diciamo, e fornire un ottimo lavoro sulla crescita di questi ragazzi. Quello che a noi, diciamo, preme da sempre, soprattutto su questa fascia d'età, essendo appunto il primo approccio al calcio, è quello di dare la possibilità ai ragazzi di imparare attraverso un'attività ludica, quindi attraverso il divertimento, senza andare a fare delle sessioni eccessivamente pesanti o complicate per i ragazzi, quindi insegnare il gioco del calcio appunto tramite il gioco vero e proprio.
il nostro compito appunto è quello di, tra virgolette, disciplinare i bambini, farli crescere bene, soprattutto pure i genitori, perché talvolta il genitore, ed io sono genitore quindi so cosa vuol dire, la troppa apprensione, le troppe aspettative nei confronti di quello che comunque ancora è un gioco, quindi nasce appunto per gioco, per appunto stare insieme e crescere bene insieme, magari talvolta sfocia in qualcosa di troppa aspettativa, di un comportamento non del tutto esemplare da parte dei genitori, dei parenti, che appunto magari non servono molto ai bimbi perché danno troppa apprensione, troppe aspettative e quindi appesantiscono quello che è il ruolo appunto di apprensione dei bambini, che devono ascoltare i mister, e noi abbiamo dei mister molto qualificati che sono ottimi in questa forma di crescita dei bambini, e quindi vogliamo che i bambini crescano nel migliore dei modi. Durante quest'estate, quando ci siamo parlati con Emanuele Orsino, il presidente, diciamo che ci siamo capiti, perché comunque il progetto San Pio è un progetto che è destinato a crescere, perché vuoi la storia, vuoi comunque la voglia che c'è dietro questo progetto. Io l'ho sposato appieno e comunque sono attratto dalle sfide, e la sfida della San Pio è tornare ai fasti di un tempo. Noi dal canto nostro stiamo cercando di dare un piccolo contributo, ecco, un aiuto, se così si può definire, per cercare di dare una mano, ecco, uno slancio a quella che è stata veramente una delle società più importanti non solo del catanese, ma veramente a livello siciliano, ecco, senza ombra di dubbio. E quindi con la San Pio ci troviamo benissimo in tutto ciò, e già quest'anno abbiamo fatto delle buone cose. Per l'anno prossimo puntiamo di fare ancora meglio. Mi sono ritrovato in questa situazione perché la società è stata una società fondata da papà all'interno dell'oratorio Salesiani di Nesimo, per cui nel corso degli anni, diciamo, è stata una società che ha dato sbocco, diciamo, a svariati ragazzi che si sono ritrovati a crescere nella nostra scuola calcio, nel nostro settore giovanile, e dando la possibilità appunto di crescere e di ritrovarsi poi anche ad essere inseriti in società più o meno blasonate. E quello che è il nostro obiettivo è puntare sulla storicità della società sul territorio di Catania, con l'innovazione, quindi dando anche un occhio a quello che può essere il futuro del calcio, il futuro di questo sport. Da quest'anno concentrarci specialmente anche su quello che è il progetto del calcio femminile che stiamo cercando di portare avanti, che è, diciamo, una nuova branca del calcio che da qualche annetto si sta affacciando e che, devo dire, sta dando grossi risultati a livello di immagine. Per cui questo è un po' il progetto, cercare di abbracciare dalla scuola calcio alla prima squadra il progetto di crescita di queste ragazze e di questi ragazzi. Allora, c'è un nome che echeggia nell'aria da un po' di tempo, a questo punto lo possiamo fare, un nome credo importante, Giuseppe Giannini, ex capitano della Roma, nazionale italiana. Nel mese di marzo, ancora la data è in fase di definizione, però sarà un personaggio molto importante che comunque farà qui visita a Catania appunto con la San Pio X. Sarà una giornata di formazione, poi comunque avremo anche altri eventi. Abbiamo organizzato 2 eventi, uno a Firenze con la Fiorentina, a Coverciano, e l'altro con la Lazio, nell'occasione di Lazio-Sassuolo. Abbiamo l'evento a Scalea, una coppa che riguarda tutte le categorie giovanili. Abbiamo un evento molto importante a maggio a Roma, un raduno di società professionistiche, quindi sarà un raduno non di una sola società ma di più società, quindi i ragazzi potranno mettersi in mostra al cospetto di osservatori e responsabili di società dalla Serie A alla Serie C. Le nostre scuole calcio associate parteciperanno ad un evento legato alla partita Lazio-Sassuolo ad aprile appunto, e l'altro evento sarà invece per Fiorentina-Cagliari, non soltanto però partite, quindi visione di partite allo stadio, ma anche eventi sul campo. Quindi con Lazio-Sassuolo ci saranno anche le scuole calcio che faranno un mini torneo la domenica mattina probabilmente presso una società di Roma, e invece per Fiorentina-Cagliari abbiamo organizzato la visita al Museo del Calcio di Coverciano.
Abbinare alla parte tecnica anche e soprattutto una parte ludica quando si parla di settori giovanili credo che sia fondamentale. Complimenti pertanto sia a RIA Management che alla Scuola Calcio Mascalucia San Pio X. Abbiamo chiuso la puntata di oggi di Penalty, vi diamo appuntamento chiaramente a martedì prossimo alle 21 in prima serata su Gold 78, canale 78 del digitale terrestre. Buon proseguo e appuntamento alla prossima settimana. Talento, fortuna, esperienza, impegno, costanza, coerenza, tra genio e follia c'è poca differenza. Hanno lo stesso punto di partenza. Ma se sei solo e ti perdi e non va come vorresti tu, non c'è un navigatore né un tutorial su YouTube. È bello se ti riconoscono, è bello se vai in TV, ma è meno bello quando sei tu che non ti riconosci più. Tutto è più facile visto dagli occhi degli altri, perché quando non sei tu che piangi gli occhi sono meno rossi e meno grandi. Se vinci ti vogliono bene, ti fanno la ola, ti cantano un coro. La vittoria è una cosa di squadra, ma se perdi, perdi da solo. Per ogni ballerina che ha male ai piedi e si medica, per ogni calciatore che risparmia per le scarpe nuove, ogni studente che non mangia si dimentica, o musicista che anche da stanco va in sala prove, per ogni sportivo, artista, regista, scrittore, fotografo, astronauta, cantante o disegnatore. Se c'è riuscito uno, possiamo farlo tutti. Il tuo sudore è la tua occasione, che fai, la butti? Nulla è impossibile se credi quello che fai. Chi ci crede è, chi è che ha fede è chi riesce a vincere anche senza te. Nulla è impossibile se credi quello che fai. Chi ci crede è, chi è che ha fede è chi riesce a vincere anche senza te. Qualcuno mi ha detto che sono i sogni nel cassetto che ti rendono uomo. Ora che sono cresciuto sospetto che i sogni che avevo sono solo una parte di ciò che sono. Sono i calci che ho preso lungo il cammino, ridere in faccia al destino, incontrarla, sposarla, farci un bambino. Quello che ho dentro non è quello che dico in giro, e non c'è re che non sia stato prima un principino.